tecnologia della sostenibilità, quindi il vostro contributo sarà sicuramente fondamentale. Un contesto questo di Citemos che oggi è particolarmente dedicato agli ITS perché anche nell'anno della pandemia hanno offerto lavoro. Nel 2020 da uno studio del Ministero dell'Istruzione hanno trovato lavoro l'80% di quelli che sono usciti, ma voi sapete che le possibilità di impiego sono molto superiori a questa percentuale. L'Italia ci crede, ci ha messo 1,5 miliardi per portare gli iscritti a una quota molto superiore di quella attuale, in 5 anni da 20.000 a 100.000, ma ne servirebbero 20.000 ogni anno che escano dagli istituti tecnici superiori. Quindi l'obbligo di voi che siete qui, di voi che siete in classe, nelle aule o a casa per ascoltare questa edizione, questo dibattito di Citemos, è anche di fare proseliti, e anche il compito della edizione di oggi, di questa presentazione ufficiale dell'anno accademico degli ITS Meccatronico Veneto e ITS LAST, con i direttori e la direttrice dei due ITS, Laura Speri, direttrice ITS Academy LAST, eccola qui, e Giorgio Spanevello, direttore dell'ITS Academy Meccatronico Veneto. Prego. Vogliamo fare un applauso a questi direttori? Un bel caloroso applauso, mi fa pensare che siete in gamba. Potete pure togliervi la mascherina comunque, ecco. Manteniamo un po' le distanze, ci togliamo la mascherina. Allora, mandiamo il primo video per conoscere un po' più da vicino l'ITS Meccatronico Veneto. Giorgio Spanevello. Allora, ITS Meccatronico Veneto ormai è una grande realtà nata all'ombra dell'Istituto Tecnico Rossi, dove ha studiato, fra parentesi, lo sapete, Federico Faggin, padre della microchip, no? 540 iscritti quest'anno, cioè credo che abbiate battuto ogni record, a voi senz'altro le iscrizioni non mancano. Ci sono diverse specializzazioni, anche specializzazioni nuove. Può dirci dove e quali specializzazioni, in quali province e che cosa si studia? Certo, gli ITS hanno come loro DNA quello di seguire le produzioni e le aziende, le richieste delle aziende, per cui noi ci aggiorniamo ogni anno e ogni anno abbiamo dei corsi nuovi e delle specializzazioni nuove. Chiaramente tutta la parte del 4.0 e la parte dell'ICT fanno un po' la parte del leone in queste nuove specializzazioni. Abbiamo il corso classico, diciamo classico anche se innovativo, di tecnico superiore per automazione e sistemi meccatronici, che c'è in 7 province, per cui quasi tutto il Veneto. Diciamo 7 corsi, le province le lasciamo fuori quella di Belluno. Poi c'è un altro corso per tecnico superiore per innovazione di processi e prodotti meccanici. Questi sono i due corsi più legati all'area meccanica. Abbiamo perso il microfono forse? Eccolo qua. Spero si sia sentito finora. Sì, si è sentito, ma c'erano dei rumori di fondo. Allora, poi dopo questi due corsi c'è quello innovativo sull'industria 4.0, digitalizzazione dei sistemi di produzione industriale, che è a Vicenza, e i due nuovi dell'ICT che sono sulla cyber security, mai è stato tema più, diciamo, attuale. Tristemente attuale, perché è necessario, e un altro molto importante sui data science e sulla intelligenza artificiale, quindi machine learning and data scientist, che chiaramente nel panorama attuale di tutto il mondo commerciale tratta degli algoritmi per la
diciamo, l'elaborazione dei dati e la loro traduzione in strategie per le aziende. Qual è il corso più gettonato? Il corso più gettonato è ancora il tecnico superiore per automazione e sistemi meccatronici. Lì siamo fortissimi, ma ne parliamo anche più tardi durante il dibattito. 50% dei docenti che arrivano dalle aziende, quindi questa è anche una grande occasione per avvicinare imprese e ragazzi e nuove competenze. Quante sono le imprese coinvolte operativamente? Allora, noi abbiamo un database di circa 250 aziende che giorno dopo giorno aumenta, perché ogni giorno ci telefonano, perché c'è un'enorme, e sottolineo richiesta di tecnici specializzati, cioè non c'è posto per tutti, ma c'è posto per chi ha le competenze per riuscire a entrare nel sistema produttivo. Ma non so quanti diplomiate ogni anno, ma a fronte di quelli che diplomate, qual è il fabbisogno? 4-5 volte di più. Sul serio? Sì. Ma voi sareste strutturati, dimensionati per aumentare queste capacità? Noi siamo passati da 22 ragazzi di 10 anni fa a 540 di adesso. Ogni anno abbiamo incrementato di 2 o 3 corsi. Ci stiamo strutturando perché noi, contrariamente a quanto si pensi, non abbiamo fondi per gli investimenti, quindi abbiamo tutto in conto esercizio. Non abbiamo un organico. Il Recovery Fund darà una spinta, spero. Assolutamente, è proprio per questo che siamo contenti, perché questi soldi, e speriamo che arrivino, ci permetteranno di avere nostre sedi, i nostri laboratori, un nostro parco docenti magari un po' più fisso di quello di adesso. Noi non abbiamo docenti in organico, per cui i nostri sono tutti professionisti che vengono dal mondo del lavoro, della scuola, dell'università. E un'altra cosa, parliamo di soldi, perché le competenze, le capacità vanno giustamente pagate. Sì. C'è la possibilità durante il periodo di tirocinio nelle aziende di essere anche economicamente sostenuti? Sì, allora noi stiamo puntando molto, tutti gli ITS stanno puntando molto a una istituzione che c'è nel mondo del lavoro, nel mondo della contrattualistica, che è quella dell'apprendistato di terzo livello. Se le aziende capiscono che con questo tipo di contratto i ragazzi vengono fidelizzati all'azienda e riescono, avendo un contratto già in essere, quindi essendo pagati, a completare il ciclo di studi, abbiamo fatto bingo, nel senso che l'azienda si ritrova il tecnico formato in 2 anni, il ragazzo non deve rinunciare ad avere il suo introito. Attualmente siamo in mezzo al guado perché molti dei nostri ragazzi sono ancora non contrattualizzati in questo modo, ma hanno una convenzione di tirocinio curricolare, che ricordo non ha obbligo di retribuzione. Ok, ma una volta che sono inseriti nel mondo del lavoro, queste sono competenze che valgono. Una cifra così, a quanto si può arrivare? Nell'industria viene pagato quanto uno sa fare. Se uno sa fare bene il suo mestiere, anche uscito dall'ITS... appena uscito. Io ho visto degli stipendi che mi hanno fatto pensare di aver sbagliato tutto nella vita, nel senso che ragazzi di 22 anni che prendono 3.000 euro al mese sono dei ragazzi che sono arrivati perché magari vanno in giro per il mondo, fanno trasferte e quant'altro, e nel giro di un paio d'anni dopo il diploma sono, ad esempio, i nostri trasfertisti sono in America, in Arabia, in Cina, e sono diventati strategici per l'azienda, per cui l'azienda li paga tanto. Giustamente. È anche bello poterlo dire questo, no? In un mondo in cui i giovani purtroppo soffrono di una scarsissima disponibilità che non è sempre riconosciuta, insomma, quella capacità, quello studio, e soprattutto non c'è coerenza tra titolo di studio e poi quello che vanno a fare. Questa è una grandissima possibilità, poter fare questo biennio per tecnici superiori. Parliamo con la direttrice invece Speri tra pochissimo, appena avremo visto questi 30 secondi di presentazione dell'ITS LAST. Normalmente la frase che lui, il
riesce sempre adesso entriamo noi, quanti, così facciamo due chiacchiere con la fare... direttrice. Logistica, ambiente, sostenibilità, trasporto. Avete 3 sedi, Verona, Vicenza e Padova. Ricordiamo in che cosa si specializzano i vostri super tecnici, che ruoli hanno poi nelle aziende. Lo facciamo a beneficio anche di coloro che poi guarderanno questa registrazione, magari gli studenti delle superiori che stanno cercando di capire cosa fare nella vita. Allora, noi siamo nati nel settore della logistica. Mi sentite? Sì, quindi sì, posso sì, lasciare... Siamo nati nel settore della logistica partendo su Verona e ora abbiamo anche questo stesso corso a Vicenza, a Padova. Abbiamo un corso per service manager, quindi una persona che lavora nel settore dell'automotive, quindi conosce a 360 gradi l'officina. Abbiamo poi un corso in internazionalizzazione, quindi chi si occupa dell'import-export, di come entrare nei mercati esteri. E poi un corso, visto che siamo nell'era 4.0, Digital Transformation Specialist. Sono tutte materie abbastanza trasversali, nel senso che se ci pensiamo la logistica, ogni azienda ha la logistica, no? Ci sono le aziende manifatturiere che poi devono portare i loro beni in giro per il mondo e ci sono anche aziende che fanno specificatamente la logistica per conto terzi, autotrasportatori, spedizionieri, quindi le figure che poi vanno a svolgere i nostri ragazzi, si va dall'ufficio traffico, quindi chi gestisce i mezzi di un'azienda di autotrasporto cercando di gestirli nel modo più efficiente e con maggior beneficio, chi gestisce il magazzino. Al giorno d'oggi i magazzini sono i più innovativi, con software, con competenze specifiche. I ragazzi dell'internazionalizzazione si occupano di come entrare nel mercato estero, quindi capire come io mi devo proporre al mercato cinese, magari un modo diverso rispetto a come mi propongo per il mercato degli Stati Uniti. I ragazzi digital si possono occupare della programmazione di un sito, programmazione di un'app. Al giorno d'oggi qualsiasi azienda ha un sito web, quindi è un settore che poi durante la pandemia è assolutamente cresciuto e si è assolutamente ampliato. I ragazzi dell'automotive vanno a lavorare in officina, ma in officina c'è anche chi magari preferisce la parte tecnica, proprio occuparsi della manutenzione, ma c'è chi magari gestisce la parte economica, chi gestisce le garanzie, chi gestisce il cliente. Quindi le figure che vengono formate e i ruoli in cui poi vanno ad inserirsi i ragazzi sono davvero i più variegati e che possono incontrare magari le caratteristiche e le ambizioni di ciascun ragazzo. Mi permetto di fare una sottolineatura: logistica, gestione magazzini, cosa importantissima. La gestione del magazzino per l'equilibrio finanziario dell'azienda naturalmente, ma la logistica abbiamo visto quanto è stata importante durante la pandemia, quanto continua a essere importante adesso. È sicuramente fondamentale per un'impresa avere delle competenze specifiche in questo ambito, perché dalle catene di fornitura dipendono tantissime cose. Abbiamo detto 50 e 50, 50 in azienda, 50 in classe. Queste esperienze che si fanno nelle aziende non sono per fare fotocopie, ovviamente. Assolutamente no, anche perché gli stage vengono organizzati conoscendo il ragazzo e conoscendo l'azienda. Quindi l'azienda ci dà un mansionario dicendo: io questa persona la devo inserire in queste mansioni, e chiaramente si fanno dei colloqui anche con gli allievi. Chiaramente ogni allievo ha le sue caratteristiche e ce le dimostra, ce le dice i desiderata. Quindi magari c'è quello che ti dice: io 8 ore davanti al computer non ce la faccio, sono un ragazzo più dinamico, ho bisogno anche fisicamente di non stare fermo 8 ore. Magari la ragazza ci dice: ma io conosco bene le lingue, quindi mi piacerebbe durante lo stage utilizzare le lingue che ho studiato a scuola, che sto studiando ora. E quindi ognuno ci dice: mi piacerebbe svolgere questo tipo di lavoro. Chiaramente bisogna fare il match, e quindi qui bisogna essere bravi a trovare il ragazzo giusto per l'azienda. Quindi mettendo insieme le richieste dell'azienda e le richieste dell'allievo
si fa questa combinazione, chiaramente poi noi mandiamo magari a quei 2-3 ragazzi che abbiamo già individuato noi e poi è l'azienda a decidere a quale ragazzo dare l'opportunità di stage. Quindi chiaramente... Abbiamo parlato tanto di ragazzi e ragazze? Ragazze, Mi pareva però che qualcuna ce ne fosse. Che tipo di specializzazioni cercano? Perché qui vedo solo maschi. Solo maschi, io sbaglio? Sì, solo maschi. No, c'è una ragazza? 2. Ah, 2, beh, meno male. Allora, che specializzazioni scelgono queste ragazze? Allora, nei nostri corsi effettivamente la logistica, ma in modo sbagliato, infatti abbiamo pensato di lavorare su questo, non è assolutamente un lavoro prettamente maschile, ma per dire banalmente... ma neanche l'informatica, insomma, sì, no? Ma anche, neanche la meccanica, dopo ne parleremo. Ma infatti in informatica abbiamo già qualche ragazza in più, almeno nel nostro corso di informatica. In logistica siamo ancora bassi, ne abbiamo da 2 a 5 per corso, quindi insomma su 25 sono pochine. E per fare un esempio, noi lavoriamo con Calzedonia e quando partono i nuovi corsi la responsabile della logistica mi chiede tutte le volte quante ragazze ci sono quest'anno, perché chiaramente loro prediligono la ragazza. Però assolutamente nella logistica i lavori per le ragazze ci sono e a volte sono privilegiate perché magari, non so, la conoscenza della normativa, il lavoro più di dettaglio, ma anche banalmente di burocrazia, di compilazione dei vari documenti di trasporto, magari gestire il cliente in un determinato modo, il cliente arrabbiato perché c'è un ritardo nella spedizione, ci sono dei problemi. A volte la ragazza viene vista proprio con delle skill specifiche. Esatto. Anche in informatica recentemente ho condotto un convegno che aveva proprio a che fare con capacità tecniche e ragazze, e forse non tutti lo sanno, ma l'informatica è nata con le donne proprio perché veniva loro riconosciuta una certa precisione, una certa puntigliosità, no? Poi negli anni 90 è cambiato tutto perché è arrivato il computer che veniva regalato ai ragazzi ed è cambiato proprio tutto un mondo, quindi c'è molto da lavorare anche a livello culturale, ma questo potremo magari aprire uno spazio dopo per ricordare che questi sono percorsi che sono interessantissimi anche per le ragazze che vogliono scegliere materie tecnico-scientifiche, e questo non esclude capacità umanistiche e ne parleremo dopo, capirete anche dopo perché. Detto che questi percorsi sia all'ITS Meccatronico Veneto che all'ITS LAST offrono possibilità di Erasmus, di esperienze internazionali, io adesso ringrazio i nostri 2 direttori, il direttore e la direttrice degli ITS, li invito a riaccomodarsi perché adesso apriremo lo spazio a qualcosa di senz'altro spettacolare, ma non mi limiterei a definirlo così, io penso che sia anche molto molto utile. Perché? Perché noi finora abbiamo parlato di lavoro, di capacità tecniche, di quanto si può guadagnare, però alla vostra età giustamente ci deve essere anche l'aspirazione al sogno, all'immaginario, a quello che si può fare per cambiare il mondo, a pensare in grande, no? Cioè non limitarsi, non restringersi dentro un solo ambito, perché è proprio così che le cose possono aprirsi per voi a prospettive sempre più grandi. Continuare a coltivare quel sogno, allora come fare? Ispirandosi magari a qualche modello recente, oppure andando a cercare nel passato modelli grandiosi e indagare i loro percorsi di creatività, quella che abbiamo sempre chiamato genialità, ma che forse aveva molta normalità, la vostra stessa normalità, ed era fatta anche di tanto duro lavoro. Questo percorso lo possiamo fare oggi grazie a un super esperto di Leonardo da Vinci che già è venuto qui a Vicenza, che ha fatto di questa passione per Leonardo da Vinci un lavoro, perché è andato a studiarsi i codici, è andato a riprodurre esattamente i modelli delle macchine di Leonardo e le ha portate in tutto il mondo, ne ha fatto un lavoro meraviglioso, adesso cura mostre virtuali. Lasciamo questo spazio a Mario Taddei, benvenuto.
Vi ricordo una cosa mentre lui si prepara, ovviamente siamo in streaming, siamo nell'era del digitale e dei social, vi invitiamo a fare qualche vostra storia, a taggarci su Instagram come Citemos, sui social che frequentate, naturalmente sia Twitter, TikTok o quello che volete. Facebook non l'ho neanche nominato, non so se avete notato, e di taggarci appunto con Citemos e di fare le vostre storie. Ho perso una mano virtuale, dov'è? Ho perso anche il microfono reale, un macello nella realtà virtuale e nella realtà. Allora, vi faccio vedere una cosa curiosa per iniziare, poi partiamo. Voi vedete quello che vedo io? Allora, mi trovo magicamente nel metaverso, sapete cos'è? Lo scoprirete sempre di più perché ormai Facebook è diventato meta. Mi trovo nel Salone del 500 anni fa, sembra un caso ma è così, al tempo in cui Leonardo da Vinci aveva fatto quello che vedete lì davanti, un incredibile dipinto alto 28 metri per 20 metri. Salgo virtualmente su questa scaletta virtuale di salone incredibilmente bello, che non esiste più perché ormai non è più così, io l'ho ricostruito virtualmente. Prendo questo manoscritto di Leonardo in mano, vedete che ho dei manipolatori, e cerco di vedere se poi questo lavoro che ho fatto coincide in scala 1:1 con questo manoscritto. Si coincide, mi sposto di là, posso salire su una scala, eccetera, eccetera. Ho lasciato il mio manoscritto virtuale per entrare nella realtà reale. Vi ho fatto vedere questa cosa per dirvi che Leonardo da Vinci 500 anni fa era già considerato un genio, il massimo artista, il massimo specialista di qualsiasi argomento. Quando aveva la vostra età, lui si è occupato soprattutto d'arte, infatti lo conosciamo tutti quanti come... ve lo faccio vedere qui, ok, vedete? Allora, oggi parliamo del robot e dell'androide di Leonardo, però prima faccio una piccola premessa, allora mi sono occupato di tutte queste cose, vado avanti. Chi era Leonardo da Vinci? Chi era veramente Leonardo da Vinci? Perché, vabbè, il genio, il più grande artista, la Gioconda, l'Ultima Cena, quello, lasciamo perdere quelle fesserie che si raccontano tutti i giorni della Gioconda, che è un maschio, forse un uomo, lui era omosessuale, ma chi se ne frega? Chi era veramente Leonardo da Vinci? Allora, io in 25 anni di studio ho scoperto che solo una settimana fa ho cominciato a capire chi era Leonardo. Perché? Perché io quando ho studiato, ero giovane come voi, sono andato a vedere uno dei tanti mostri su Leonardo, mi sono appassionato perché ho scoperto che lui non era soltanto un pittore, vabbè, quello è abbastanza semplice e banale, ma studiava la meccanica. Forse ha creato il primo robot della storia, poi ne parliamo. Sicuramente aveva fatto tantissime macchine, ha inventato tutto. Ditemelo voi, cos'è che ha inventato? Qualcuno mi aiuta? L'elicottero, poi il carro armato, bravo, il 2, arriviamo a 5. La catapulta, mitragliatrice, eccetera, eccetera, l'aeroplano. Ma se avesse inventato tutte queste cose, allora il copyright chi glielo paga? E chi è? Chi ha inventato l'aeroplano o l'elicottero vorrà prendere i copyright e i soldi da tutto il mondo. Qui c'è un problema. Andiamo avanti. Questo lo conoscete, l'uomo di Leonardo, ce l'avete in tasca, 4 mani e 4 gambe. Attenzione, chi era veramente Leonardo? Pensateci un attimo, ve lo faccio vedere con i dipinti. Quanti dipinti vi ricordate di Leonardo da Vinci? La Gioconda, questo è banale, l'Ultima Cena, banale anche questo, e gli altri? Gli altri non tutti li conoscono, non importa, lasciamo perdere, sono una ventina, ma sono pochissimi. Raffaello ne aveva fatti tantissimi di dipinti, Michelangelo molti di più. Eppure perché Leonardo da Vinci viene continuamente considerato il più grande artista solo perché ha fatto la Gioconda e l'Ultima Cena? L'Ultima Cena, poi diciamoci la verità, è una larva, è distrutta, non ditemi che è una bella immagine, andate a vedere un libro, andate su Wikipedia, guardate da vicino l'Ultima Cena se non è un disastro di dipinto. Allora rimane solo la Gioconda. Chi era veramente Leonardo? Leonardo è questo personaggio che io mi sono appassionato guardando nei musei e vedendo queste cose, come tutti voi lo farete, sicuramente l'avete già fatto. Eppure qui addirittura c'è la bicicletta, non l'avete detto la bicicletta, vi siete scordati. Oppure quell'oggetto che tira sull'acqua. È tutto falso. Quello che ho imparato io negli ultimi 20 anni è che mi hanno preso in giro per 200 anni. Attenzione a quello che sto dicendo per dirvi, è pericolosissimo, lo so che sembra un pazzo, però andate a documentarvi.
Ma quella vite che tira sull'acqua non si chiama vite di Archimede? Allora l'ha inventata Archimede. Ma quell'uomo con 4 gambe, come si chiama? Vitruviano. E allora chi l'ha inventato? Vitruvio. Ma è il carro armato che c'era già dei re militari di 50 anni prima? E la catapulta che l'avevano inventati i romani? Attenzione, ma come? Anche il paracadute? Sì, l'ha copiato da un senese. La bicicletta è un falso, fatto nel 1800. Un disastro. Anch'io ci sono rimasto male. Ho scritto dei libri, ho raccontato queste cose, non abbiamo il tempo, sarebbe bellissimo raccontarvi tutte queste cose, ma il segreto di Leonardo è che lui studiava. Lui copiava dalla mattina alla sera. Quando era giovane come voi, non era Leonardo da Vinci il genio assoluto, era uno studente del Verrocchio che andava tutte le mattine al Verrocchio a copiare dal vivo drappi, le macchine del Verrocchio. Quindi molti dei suoi dipinti, molti dei suoi iniziali, dei suoi disegni, le sue macchine, era lui che studiava. I vostri disegni, spero che li facciate quando studiate in classe, sono i taccuini di Leonardo. Ma nessun giovane di 20 anni può inventare tutto quello che ci dicono è stato inventato da Leonardo. 2 problemi. Primo, ci hanno preso in giro con i libri e con le mostre da chissà quanti anni. Secondo, la cosa più incredibile e bellissima è capire che si diventa un genio come Leonardo se si studia e se si copia il passato. È fondamentale. Nessuno nasce Elon Musk se viene considerato anche lui un genio, che sicuramente anche lui avrà copiato, avrà pagato qualcuno per fare chissà quante macchine, poi le presenta lui. Andiamo nel concreto. Codice Atlantico, 1200 fogli. Urca, sono tanti. Quanti ne avete visti voi? 2, 3 fogli, 4 fogli, carro armato. Vi assicuro che anche io da bambino ero arrabbiatissimo perché non potevo comprarmi i codici di Leonardo perché costavano 100.000 euro. Eppure ce ne sono. Quanti codici di Leonardo abbiamo in biblioteca, se possiamo andarci? 6.000 pagine. Ce ne hanno fatte vedere 4, 5, 6, le solite 4 pagine sempre le stesse. Perché purtroppo il mondo dell'economia, cosa fa un editore? Prende il libro, non vuole pagare il nuovo autore, copia quello precedente, che copia quello precedente, che alla fine sempre le stesse cose. Quello che ho fatto io è andare a riscoprire i codici, ormai sono 30 anni che lo faccio, e andare a fare una cosa incredibile, non andare a leggere i libri su Leonardo, quelli ce ne sono centinaia, ma è leggere i libri di Leonardo. Attenzione, i libri di Leonardo, non i libri su Leonardo. Questo, per esempio, è il famoso trattato della pittura. Non è vero che Leonardo non ha fatto niente, anzi, è riuscito, col suo assistente Melzi, a produrre un'opera meravigliosa, un codice sulla pittura, per cui tutti i pittori dopo Leonardo, grazie a questo libro, sono diventati pittori. Beh, tenetevi forte, purtroppo lui non ha pubblicato il trattato di meccanica, perché è morto prima. Se avesse pubblicato il trattato di meccanica, oggi saremmo già su Marte. Questa è un'altra conferenza, lo vedremo un'altra volta. Andiamo avanti, sempre libri di pittura. A proposito della quadricromia che usano i computer nel sistema RGB, ma è la stessa cosa che Leonardo aveva trovato sui suoi taccuini 500 anni fa. La stessa tecnologia delle stampanti è lì, scritta nei suoi taccuini. Io l'ho provata, alla fine non bisogna andare al negozio a comprarsi tutti i colori, ne bastano 4, ce lo insegna lui. Ok, nei vari libri che ho fatto ce ne sono tutti raccontate queste cose, ma soprattutto voglio trasferirvi una nuova idea di Leonardo da Vinci, che non è quello superficiale che tutti conoscono. Anche questo autoritratto probabilmente non è neanche lui, perché quando l'ha fatto era talmente giovane con la mano che non può essersi disegnato da vecchio. Ma questo è un altro mistero di cui oggi non abbiamo tempo di parlare. Andiamo al concreto, se no non riusciremo mai a vedere il robot. Allora, qui a proposito, lo state vedendo, la natura era la fonte di ispirazione di Leonardo. Il primo insegnamento è la natura, il secondo sono i libri per studiare. Studio di notte, di sera, di giorno e andare a osservare la mattina, di giorno, di sera la natura. Guardate questo paragone che sono sul mio libro su come diventare Leonardo da Vinci, ma guardate che meraviglia. Da una parte il corpo umano, lui dissezionava i cadaveri, perché voleva sapere come funzionava il corpo umano, ma non come Michelangelo che gli serviva solo la pelle per fare, guardate questi meravigliosi dipinti. Qui i pittori sapevano l'anatomia solo superficialmente per dipingere la pelle. Leonardo è andato a vedere l'anatomia dentro per come funzionava la macchina dell'essere umano. E guardate dall'altra parte,
la stessa cosa per creare una macchina per volare. Le logiche che sono dietro la natura sono le stesse che sono dietro la nostra meccanica. Robotica, anch'io da bambino ero appassionato. La cosa incredibile è che finalmente oggi un ragazzo, anch'io mi sono comprato una stampante da $300, 300 euro in Cina. In 10 minuti l'ho assemblata con i miei figli. Attenzione, costruitevi da voi le vostre stampanti 3D, non comprate quelle da 3.000 euro già fatte, altrimenti non imparerete mai. Questa è la logica che stava dietro anche a Leonardo. Quindi oggi un ragazzo, mentre 20 anni fa non si poteva, addirittura potete costruirvi il vostro robot in casa, con i servi. Ormai la cosa è incredibilmente accessibile. Arriviamo a noi, il robot e l'androide di Leonardo da Vinci. Che cosa ho fatto? Mi sono chiesto, ma non è che io qualche anno prima avevo fatto, e qui cambio slide, qualche anno prima io avevo fatto un libro, Robot Cavaliere, mi sentite? Ci sono? Qualcuno mi aiuta? Urca, staccato adesso? Pronto, prova. Ma deve avere un attimo solo. Ah, scusate, ho fatto cadere. Sì. Eccoci. Il robot e l'androide di Leonardo da Vinci esiste? È una mia invenzione? Non lo so, lo vediamo insieme. Vi faccio vedere come si fanno a studiare questi manoscritti dal vero. Allora, intanto l'anatomia l'avete visto, era una fonte di ispirazione per Leonardo. Ma soprattutto Leonardo studiava macchine, congegni, macchine per volare, macchine per il teatro, contemporaneamente faceva il pittore. Contemporaneamente il duca di Milano lo chiamava per dirgli vieni a farmi i costumi per le feste, perché Leonardo è stato il primo designer della storia a Milano. Sembra un caso, ma è così. Allora, guardate questi strani manoscritti. Questi sono i veri manoscritti di Leonardo. Vi ricordate i 6.000 manoscritti? Io lascio da perdere quei soliti 20 o 30 che ormai sono stufo di vedere in tutti i libri che vadano a quel paese, perché ormai sono sempre le stesse cose, sempre la solita Gioconda, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere cosa nascondono gli altri 5.899 manoscritti. Eccone qua uno, per esempio. È bruttino, è strano. Addirittura ho scoperto che lì mancava un pezzo perché Pompeo Leoni l'aveva ritagliato e l'aveva spostato su un altro codice per venderlo. Allora, riassemblando virtualmente con la computer grafica tutti i codici di Leonardo, riportandoli in vita, si riescono a scoprire alcuni progetti veri di Leonardo sulla meccanica. Guardate questo foglio incredibilmente brutto. Non è la Gioconda, è brutto questo disegno, non ditemi che è un capolavoro. Ecco perché non l'hanno mai pubblicato, ma in questi disegni brutti sta il genio di Leonardo, perché lui, dopo aver fatto il carro armato bellino, tutto sfumatino, per il duca di Milano, per prenderlo in giro, per prendersi i soldi, attenzione, come si fa a trovare lavoro? Ce lo insegna Leonardo 500 anni fa. Si scrive un bel curriculum, lui l'ha fatto, il primo curriculum della storia, e si iscrive su questo curriculum. Lui era a Firenze, attenzione, era dal Verrocchio, era un artista sì bravo, ma non era quel genio che poi noi conosciamo, era un ragazzo come voi. E dice, io dal Verrocchio, sì, qui c'è Botticelli, lì ce n'è un altro, io voglio andare a lavorare a New York, voglio andare alla Boston Dynamics, voglio andare a Milano, perché lì ci sono i soldi. Allora cosa fa per farsi assumere? Usa un trucco. Non lo diciamo a nessuno, ve lo dico solo a voi, non ditelo, cancelliamo la registrazione. Prende in giro il suo prossimo datore di lavoro, gli fa una bella letterina e scrive «Signor mio illustrissimo, lei è il più grande di tutti, è il più bravo, eccetera, eccetera». Sì, quindi 20 leccate di sedere, 20 righe, poi Leonardo dice «Io so fare macchine militari segrete incredibili, so fare ponti da guerra, so fare sottomarini meccanici». Riempie su 10 punti, 9 punti di macchine militari segrete incredibili. Perché? Perché il duca voleva le armi. Voi dovete vendere quello che il padrone o l'amministratore delegato vuole. Quindi Leonardo gli vende l'idea di che lui sa progettare le armi e viene assunto. Fesserie, non va lì per fare il musicista o per fare il pittore. Lui alla fondo dice, se poi in tempi di pace, e non erano tempi di pace, posso fare anche il pittore, ma come seconda cosa. L'ha preso in giro il duca, perché un ragazzo di 20 anni o 30 anni come Leonardo, che è arrivato a Milano nel 1482, non può essere un ingegnere militare di quel livello. E allora cosa ha fatto Leonardo? Ha scritto un curriculum falso, non ve l'ha detto mai nessuno, ma è così, non può essere altrimenti.
Cosa fa però una persona intelligente come Leonardo davanti al padrone che dice bene, adesso ti pago, dammi il carro armato? Va in biblioteca, voi andate su Wikipedia, lui andava in biblioteca, andava a aprire il De Re Militari, verso la pagina 300, andate a guardarlo, De Re Militari, Valturio, prende, dice, orca che bello questo carro armato, fammelo copiare, lo copia, lo fa più bello, ecco il segreto di marketing, lo disegna più bello del Valturio. Quel famoso disegno del carro armato col fumo, perché lui era anche artista, quindi aggiunge l'arte, STEAM. L'arte è importantissima per vendere i propri progetti. Uno può avere un'idea meravigliosa, ma se non la sapete vendere, sapete farla diventare bella, non la potrete mai vendere. Lui era capace di vendere le sue idee e quindi quel carro armato è diventato il carro armato di Leonardo, rubato da Valturio. Ma questa è un'altra storia, torniamo al robot. Qui racconto tutta la mia storia, ho iniziato a studiare i robot, ho studiato il leone meccanico, l'abbraccio meccanico forse di questo manoscritto che vi faccio vedere. Eccolo qua, un foglio di quelli strani di Leonardo, lo vedete qua? Non so se lo vedete, piccolini, sono piccolini i fogli. Questo non è un codice di Leonardo, questo è un foglio sparso. Pompeo Leoni poi ha preso questi fogli, li ha incollati proprio con la colla sopra un librone grande e l'ha chiamato Codice Atlantico. Ma allora il codice da Vinci che cos'è? L'avete mai visto un codice di Leonardo? Ve lo posso far vedere? Siete curiosi? Non ho sbagliato, è nell'altra tasca. L'ho fatto apposta. Questo diavolo che avete in mano, che ci dormite, ci andate a letto, ci fate l'amore, ci fate qualsiasi cosa, indispensabile ormai. A cosa vi serve questo affare? Per fare le foto, per studiare, per comunicare, ormai si lavora qua dentro, ormai veramente ho visto progettare, fare dei disegni e a volte io faccio dei disegni e dei progetti direttamente sul cellulare ormai, sapete benissimo anche voi. Ma questo ce l'aveva Leonardo nell'altra tasca. 500 anni fa Leonardo aveva la stessa cosa senza batteria, che così almeno non si scaricava dopo 4 ore. Eccolo qua. Dei codici piccolini. I veri codici di Leonardo sono dei piccoli cellulari che hanno la stessa funzione. Lui prendeva il suo taccuino dalla tasca, stava a Milano su un fosso a vedere le pannicole, lui chiama cosa sono le pannicole? Le libellule. Dice, ma cosa siamo questa diavoleria che muove 4 ali e riesce a volare e non fa quel movimento degli uccelli? È un'altra roba, non può essere. Come fa a volare quella roba là? Allora si mette lì, studia, prende i suoi taccuini e cosa fa? Fa dei micro disegni dentro questi taccuini dove studia la natura. Qualsiasi cosa a lui gli interessa, prende il suo taccuino e comincia a disegnare e a scrivere. Perché è importante disegnare e scrivere un qualcosa per capirla? Perché il tempo che ci vuole per disegnare la pannicola, capire, scrivere, disegnare, fare gli appunti sulla geometria delle ali che si muovono sfasate, è quel processo mentale che non ci farà più scordare quell'oggetto. Se noi andiamo lì col nostro cellulare del cavolo a dire ah bello quel dipinto, bello quella macchina, fammi fare una foto, clic e lo metto in tasca, l'ho persa quell'informazione. Perché quelle miliardi di foto che voi avete fatto sulle cose che vi interessano sono nel cloud, sì è vero, pagate, cloud bellissimo, tutto quello che volete, ma sono perse tutte quelle foto. Perché voi non avete dedicato quei 10 minuti, come faceva Leonardo, a capire quella macchina, a capire quella libellula. Capite qual è la differenza? Quindi lui il suo cellulare lo sapeva usare molto bene. Andiamo avanti. Eccoci qua. Allora, io ho fatto quindi questa ricerca sui robot possibili di Leonardo. C'è una cosa incredibile su questo manoscritto che quel congegno lo vedete in alto a sinistra di quelle carrucole. Guardate come sono disposte quelle carrucole, con quel filo che le connette. Sono esattamente la stessa posizione di queste carrucole, le vedete? Praticamente è 2 braccia che si muovono. Semplicissimo. Quindi lui ha capito che se metteva a servizio la meccanica, la tecnica, con lo suo studio dell'anatomia del corpo umano, poteva sognare di creare un robot umanoide. Qui ci sono tanti tentativi, io ho cercato di prendere anche i miei stessi libri, è la cosa più divertente di tutte. Ho scoperto che nei libri che avevo scritto 20 anni fa, sulle macchine Leonardo, avevo fatto un disastro.
Io dico, ma chi è questo che ha scritto queste fesserie? Ero io 20 anni fa che copiavo dagli altri autori. E questo è il problema, perché io mi sono fidato e ho scritto che Leonardo ha inventato il carro armato, mi sono fidato e ho scritto che Leonardo ha inventato l'automobile. Non era vero niente. Adesso, dopo 20 anni, 30 anni di studi su Leonardo, ho capito che bisogna leggere Leonardo direttamente. E cos'è che si scopre? Che in questi taccuini meravigliosi, quelli che io chiamo le vere meraviglie della tecnica, che sono bruttissimi, ripeto, ecco perché non sono mai stati pubblicati, c'è il vero progetto, per esempio, di questo androide. Guardate quel disegno di quel braccio. È mischiato insieme a tantissime altre macchine che non abbiamo il tempo di vedere, ma addirittura con una sezione meravigliosa di quella macchina che è un orologio. Allora, la meccanica del 1400, del 1500 era legata agli orologi. Non vi sto a raccontare perché, c'è tutta una traduzione anche che arriva dagli arabi, per cui l'orologio che fa din din ogni ora, che a un certo punto dopo, che ne so, a mezzogiorno fa qualcosa con dei pupazzetti che si muovono, forse l'avete visti magari queste cose, bene, era la meccanica dell'epoca. E allora Leonardo voleva anche lui costruire un orologio meccanico. Guardate questi appunti, io dopo 20 anni di studio ho scoperto che quello che avevo fatto io, che era il cavaliere meccanico robotico, era un po' tirata lì per la lì. No, la verità era un'altra. Guardate lì, quel meccanismo a sinistra è un pendolo, non è un pendolo, scusate, un peso, che scendendo per gravità tira quella specie di ruota con quel binario. Il binario è collegato a una levetta che fa muovere alternativamente destra e sinistra quell'oggetto che sta sopra, un qualcosa. Guardate che questo concetto che vi ho fatto vedere è incredibilmente bello, perché questo non è semplicemente destra e sinistra, no, questo è un congegno programmabile, perché io a seconda di quel binario posso programmare che va tutto a destra, dopo un minuto va a sinistra. Capite che con questa programmazione io ho inventato il primo robot della storia. Qui ho analizzato tutti i sistemi, guardate che meraviglia questo. A un certo punto Leonardo fa la sezione del cranio perché vuole scoprire da dove arriva la visione dell'occhio e come funzionano i raggi luminosi dentro l'occhio. Vuole costruire un vero e proprio occhio artificiale. Non abbiamo il tempo, ma questo affare qua che si chiama Oculus, che ormai ci inonderà, vedrete se non arriveranno a casa vostra in omaggio da Meta i prossimi visori di Facebook. La tecnologia che c'è qui dentro è la stessa che studiava Leonardo. Leonardo voleva vedere dentro l'occhio come funzionava la proiezione prospettica. Non dico che ha inventato lui il casco virtuale, ma ci mancava poco. Questo per dirvi che la tecnologia che c'è alla base di tutto ce l'aveva già Leonardo, ma gli mancava diciamo così, l'elettronica. Andiamo avanti. Cos'è che ho visto che mi ha fatto sobbalzare dalla sedia? Guardate lì, questo disegno un po' confuso con tante cose. In mezzo a quei disegni io mi sono arrabbiato veramente tantissimo quando ho detto ma perché non l'ho visto prima? Non c'è traccia di questo disegno, in un'anteprima mondiale, lo faccio vedere a voi. Ieri è uscito anche il libro su Amazon, mi raccomando, cercatelo e compratelo, Il robot androide di Leonardo da Vinci, è appena uscito ieri. Guardate quel disegno, ma quella non è un volto umano. E sotto quel volto, vedete quella specie di fili a ciambella con una cosa rotonda? Leonardo non fa mai niente a caso, è perfettamente allineato con quel corpo. Ci sono tantissimi meccanismi strani intorno, eppure al centro si vede una faccia, un essere umano. Allora si potrebbe pensare che quello, cos'è? Un androide, un robot, un sistema per la voce artificiale, robe da fantascienza. Allora, io tutte queste cose le ho studiate, ho fatto quello che si chiama archeologia vinciana multimediale, ho ritagliato digitalmente tutti i pezzettini del codice, li ho fatti uscire, li ho riallineati nello spazio e nel tempo per cercare la logica con cui Leonardo è arrivato a fare quelle macchine. E ho scoperto che per capire quella macchina bisogna ricordarsi a memoria tutte le altre 6.000 pagine, perché come tutti i progettisti Leonardo non faceva una cosa su un foglio, ma poi la disegnava su un altro, poi cambiava idea, poi capiva che non funzionava. Ne ha fatti tantissimi di disastri Leonardo da Vinci. L'Ultima Cena è un disastro, è rovinata. Quello che vi ho fatto vedere all'inizio, che era la ricostruzione della battaglia di Anghiari, l'ho fatta io perché lui l'ha distrutta, perché ha osato fare una cosa sconvolgente, cercare di fare un dipinto ad olio su una parete che non si fa. Ecco perché poi si è distrutta, perché ha cercato di farlo con l'incausto, un'altra storia. Quindi cosa si fa? Si va a cercare in tutti questi manoscritti, tutti quei congegni che vedete, vi ricordate che sono degli strani congegni? E alla fine cosa ho scoperto? Che questo che è il progetto delle 24 ore idraulico, ovvero dei palazzi alti 6 metri,
con dentro questi macchinari enormi, con queste specie di ciambelle che funzionavano con l'acqua, dopo vi faccio vedere come funziona, in modo tale che poi questo palazzo mi dava le ore, ognuno di questi oggetti per 24, ogni ora un congegno funzionava e mi dava alla fine, dopo 24 ore, un sistema che mi faceva uscire l'acqua su una fontana, su altri congegni. Questo quindi era un orologio. Questo orologio si collega a questi altri manoscritti, che si collegano a un altro manoscritto, che alla fine si collega con questo manoscritto qua. Lo vedete che Leonardo non scrive niente dentro? Non ci scrive le istruzioni, non vi ha aiutato per niente, perché questo è un vero progetto di Leonardo. Voi non dovete scrivere le istruzioni su una cosa che pensate se state facendo gli appunti. Bene, andando avanti, ho messo insieme tutti questi indizi, ho cercato di trovare tutti i possibili modi per poter interpretare i disegni di Leonardo e alla fine ve lo faccio vedere. Guardate questo schema meraviglioso, qui Leonardo che studia l'anatomia dell'esofago, perché nel 1803 lui era a Milano e andava a tagliare i cadaveri per studiarli, contemporaneamente faceva la meccanica. Perché ve lo dico tante volte questo? Perché se voi volete diventare dei bravi meccatronici, dovete diventare anche dei bravi medici. Questo le scuole dovrebbero insegnarvelo, dovrebbero fare un corso di anatomia, un corso di medicina, un corso di ingegneria, un corso di tutto insieme. Lo so, non è possibile, ma se ci pensate Leonardo era questo. Per lui tutto era importante, tutto era da studiare e l'anatomia lo ha aiutato nella meccanica, come la meccanica lo ha aiutato nell'anatomia. E indovinate un po' tutte queste cose messe insieme l'hanno aiutato a diventare un pittore perfetto, perché siccome lui sapeva come nell'occhio entrava la luce, vi ricordate prima, lui sapeva perfettamente come fare la pelle della Gioconda per far finta che sotto c'è un osso che lui conosceva a memoria, con il riflesso della luce che parte sul vestito e risbatte sotto e mi porta un pochino di quel rosso sotto la faccia. Queste sono cose che voi non vedete mai, non si sa, ma sono quelle cose che poi rendono vivo un dipinto. Per cui uno dice, ma com'è possibile che la Gioconda è così bella e invece un altro dipinto così brutto? Perché Leonardo sapeva esattamente come rimbalzava la luce su un corpo umano. Torniamo al nostro robot, il palazzo dell'orologio. Questo è il sistema idraulico che vi faccio vedere, faccio prima farvelo vedere dal robottino qua. Allora, cos'è che aveva detto Leonardo? Leonardo diceva a un certo punto, ma allora io prendo questo mio orologio, vedete questa specie di cilindrone, lui aveva pensato alto 6 metri, questo secondo me si potrebbe definire, adesso esagero, un po' di fantasia, la prima batteria della storia green. Questa è la batteria ecologica di Leonardo da Vinci, fatta 500 anni fa. Sembra incredibile, ma in questo cilindrino, che questo è piccolo, poi ho cercato di costruirlo più grande, ma più si fa grande più ci vogliono i soldi per provarlo. Come diavolo funzionava? Vedete qui c'è lo schema. Allora, io faccio entrare dell'acqua, è un orologio che funziona ad acqua, qualcosa meglio di così, a proposito di verde, di pulizia. L'acqua entrava in questo cilindro, toccava la prima ciambella a questo punto sale perché galleggia nell'acqua. Mentre sale quella ciambella, vedete che è vincolata ai lati destra e sinistra, non vado troppo nel meccanico per non essere noioso, lo trovate poi tutto nel libro. Praticamente cosa fa? La ciambella sale, mentre sale spinge quel sistema a rotazione spirale che c'è al centro, praticamente fa muovere un meccanismo che potrebbe essere collegato alla testa, quindi la testa si muove, ma lo stesso movimento destra-sinistra o di rotazione può essere trasmesso alle carrucole, ai fili, e quindi un braccio si può muovere da avanti e indietro, semplicemente. Quindi questa che è una batteria trasforma l'acqua, il galleggiamento, in moto rotatorio. Semplicissimo. Cosa succede? Cos'è? Perché è così complicata questa faccenda? Perché a un certo punto Leonardo dice, bene, quando arriva l'acqua in alto, io ho bisogno di fare un altro ciclo. E allora la stessa acqua che arriva in alto fa muovere quelle due livette, che è una cosa complicata, aprono sotto una piccola valvola che fanno uscire l'acqua, quindi defluisce e il sistema continua ad andare in ciclo. Praticamente è un ciclo che dura a tempo programmato, quindi potrebbe essere una specie di orologio che ogni ora fa funzionare qualcosa. Negli orologi di casa della nonna abbiamo ogni ora che fa din din. Questo din din si trasforma in questo robottino in un movimento di braccia collegato magari a una bandiera, un'arma, non lo sappiamo. L'importante è il congegno sotto. Bene, questi studi sono incredibili perché alla fine, studiando ogni singolo particolare, si trovano altre macchine, altri congegni. Guardate le valvole di chiusura studiate da Leonardo, sembra un trattato di meccanica moderna. Ora, qui ci sono tutti poi i miei studi per poter arrivare alla costruzione dei robot. Vi faccio vedere alla fine che l'ho fatto in laboratorio. Ho fatto prima un modellino in legno piccolino, in scala 1:4, e poi l'ho fatto grande, in scala 1:1. Adesso è esposto a Bologna nella mostra su Bodis. Questo robot,
ve lo racconto perché è divertentissimo. La prima volta che l'ho progettato ho fatto i pezzi virtuali e li ho manipolati con l'Oculus. Praticamente era un ambiente di lavoro a casa mia, seduto, e i pezzi virtuali li prendevo con i manipolatori e li mettevo insieme. Questo per dirvi che un futuro anche della progettazione è sicuramente legato a quelle diavolerie lì. Il futuro della progettazione al 50% nel metaverso. Bene, questo robot l'ho costruito in legno. Perché è importante costruire i modelli in legno? Io li faccio con le mie mani. Perché ho scoperto con gli anni che alla fine qualsiasi cosa tu fai col computer, anche se fai un modello perfetto, lo dico anche a voi che fate robotica, per quanto perfetto fate il progetto nel computer, poi lo andate a costruire, non funziona mai. Non può funzionare. L'ho scoperto io da 20 anni e non ci sono mai riuscito a fare un modello che una volta perfetto, sembra perfetto, dice ma come, l'ho fatto perfetto, poi lo vai a costruire e non funziona mai. Perché? Perché la materia è una cosa diversa dall'etereo che c'è nel computer. Quando io vado a montare i pezzi di legno, il legno, anche se io lo faccio perfetto, alla fine l'umidità, la venatura, il legno si espande, si piega quell'affare, si piega di quel mezzo millimetro che poi fa interferenza con quell'altra cosa che poi non funziona più niente. Col metallo è la stessa cosa, lo sapete anche voi cosa succede con la temperatura al metallo, ok? Ecco perché la plastica è usata nella robotica, ma la plastica poi si piega. Insomma, ogni materiale ha le sue caratteristiche. Leonardo lo sapeva, ecco perché nei suoi taccuini ha fatto questi disegni migliaia di volte, perché alla fine, ve lo dico io, questo affare non funziona. Ci ho provato, l'ho fatto in molti modi, non funziona perché la ciambella non è abbastanza pesante da tirare giù poi il meccanismo e non è abbastanza leggera per poter tirare sul meccanismo, perché ci sono gli attriti, perché l'acqua poi esce. Non importa se Leonardo aveva fatto questo robot è funzionante o no, l'importante è l'idea che c'era dietro. Ecco la cosa più bella di Leonardo, l'idea di creare il primo androide della storia. Volevo lasciarvi con... questa, poi nel libro ci sarà anche la possibilità di andare sulla mostra virtuale. Vi faccio fare un giro velocissimo nel mio laboratorio, che lo vedete qua. Ok, questo è il laboratorio dove ho costruito il robot in scala 1:1, questo è il ciambellone. Vi dico la verità, ne ho fatti 3 di prototipi. Il primo ci ho anche messo l'acqua, ma potete immaginare cosa succede all'acqua col legno. Non si riesce ed è difficile, ma l'importante è l'idea di Leonardo di fare un qualcosa del genere. Vi faccio vedere una cosa per chiudere, non so se ho ancora del tempo per altre domande o cose, ma vado velocissimo perché volevo farvi vedere questa cosa che forse è la più importante di tutte. Dunque, quando voi... quando voi studiate avete a che fare con il mondo a disposizione. Ormai voi avete a disposizione non un'enciclopedia, avete a disposizione il mondo, aprite internet e avete tutte le risposte a tutte le vostre domande. Avete bisogno di un pezzo, lo comprate su Amazon e vi arriva il giorno dopo. Cose che mi sognavo anch'io quando ero giovane. Figuratevi Leonardo. Vi lascio con questa immagine, questo non è Leonardo, sono io. 500 anni fa Leonardo da Vinci è riuscito ve l'ho fatto vedere, a pensare un androide meccanico ad orologeria che funziona d'acqua programmabile. La cosa più importante non è quello che c'è in questa fotografia, ma quello che manca. Ma sbaglio che in questa fotografia c'è un Leonardo da Vinci che studia, che io me lo immagino fino a tarda notte con le candele. Ma l'elettricità, internet, il computer, l'ultimo modello di saldatore, l'ultimo Oculus, l'ultimo computer, l'ultimo iPhone, se non ho l'ultimo iPhone non posso vivere. Tutte fesserie. Se un uomo 500 anni fa è riuscito a fare tutto quello che ha fatto e diventare un genio, non è per la tecnologia o per i soldi del papà o chissà che cosa, ma è per la voglia di fare. Così come lui ha fatto tutta quella roba, con soltanto una candela e 2 fogli. Ma provate a immaginare voi che avete a disposizione tutto quello che avete a disposizione. Quindi c'è dietro solo la voglia di fare, diventare un Leonardo, e avete voi la possibilità di farlo, se imparate dalle lezioni che vi ho detto io. Copiare, studiare, non arrendersi mai e lavorare sempre, ininterrottamente tutta la vita. Non sognatevi, la scuola non finisce dopo i vostri 2 o 3 anni, la scuola continua se voi volete diventare veramente un Leonardo da Vinci. Grazie. Grazie, la potenza della divulgazione e che bellezza, che sollievo scoprire che Leonardo da Vinci era
un genio, ma con delle premesse di studio, di fatica, di copia. Aver restituito questa normalità a Leonardo credo sia la cosa più bella che Mario ci potesse regalare, o no? Io l'ho trovata veramente fantastica, grazie. Poi alla fine gli possiamo fare anche delle domande, naturalmente. Allora Mario, naturalmente accomodati qui con noi, che io chiamo gli altri ospiti per dibattere di tante altre questioni e ovviamente anche di quelle di cui abbiamo sentito. Chiamo Giovanni Perotto, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Giovanni, puoi toglierti la mascherina, grazie. Facciamo pure un applauso, che così teniamo su un po' il tono. E Giorgio Spanevello e Laura Speri dell'ITS Meccatronico e dell'AST. Aspetta, io mi metto di là che vado meglio, scusate. Ecco, così io vi guardo tutti. Giorgio si prende il microfono. Una domanda la voglio fare subito però a Mario Taddei. Con tutta sta tecnologia di oggi, cosa sarebbe Leonardo? E te lo chiedo perché so che quando si dice Leonardo oggi potrebbe essere il nuovo Elon Musk, il nuovo Steve Jobs, tu ti arrabbi di brutto. Sì, perché Elon Musk e Steve Jobs sono stati più uomini di marketing, sono riusciti più a vendere delle idee piuttosto che a fare. Leonardo, io me lo immaginavo di notte a lavorare più che a vendersi, infatti lui ha avuto molte difficoltà di rapporti con i potenti. Se ci pensate, i suoi datori di lavoro, lui li cambiava ogni 2 o 3 anni, è andato a Milano, a Firenze, scappava, andava a destra e a sinistra, non stava mai fermo. Quindi oggi, se fosse qui Leonardo, sicuramente sarebbe impazzito da internet, avere a disposizione tutto il sapere, era il suo sogno, perché lui studiava dalla mattina alla sera, provate a immaginarlo, oggi starebbe lì a lavorare. Si racconta che Leonardo non dormiva la notte, non so se avete sentito queste cose, oppure dormiva, tutte fesserie, in realtà lui si occupava di tutto. Lui raccontava questa cosa, è una cosa un po' triste ma anche bella o brutta, dipende, scegliete voi. Lui diceva: se sarai solo sarai tutto tuo, se sarai solo sarai tutto tuo. Vuol dire che se non hai un padrone, qualcuno a cui dar retta o essere lo schiavo di qualcuno, magari anche senza una moglie, perché lui non ce l'aveva, sarai tutto tuo al 100%, il tempo sarà il tuo, potrai fare tutte queste cose meravigliose. Anche questo è significativo perché in effetti, se dovevo fare un paragone con Elon Musk, ha grossi problemi per quanto riguarda la vita privata, no? Cioè tutti questi, ecco, che però sono uomini di marketing, come dicevi tu, anche hanno del genio, però c'è chi lavora per loro, insomma, ecco. Parliamo degli innovatori di oggi. Innovatori di oggi come Giovanni Perotto, ho detto, lui laurea in scienze dei materiali a Padova, dottorato in nanotecnologie e biosensori, poi come un novello Walter White, Breaking Bad, si è messo a cucinare delle cose. È andato alla Tufts University a Boston. Cosa hai cominciato a cucinare per l'esattezza? Io ho cominciato a cucinare una cosa che non avrei mai pensato di cucinare, che è la seta. La seta che tutti quanti noi pensiamo sia il tessuto, in realtà è un materiale meraviglioso, è un materiale che molti insetti, molti ragni producono per scopi difensivi fondamentalmente. E lì invece ho capito che la seta si può cucinare, si può trasformare, si può lavorare, si può usare, si può pensare anche come se fosse una plastica, solo che invece che essere fatta di polietilene è fatta di proteine. Quindi abbiamo introdotto l'argomento sul quale lui lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Cerca di lavorare su nuovi materiali per riprodurre le caratteristiche della plastica. E fa cose come questa, che vi è stata anticipata un attimo fa, col carciofo, insomma, adesso ci entriamo un po' dentro a sta cosa. Come per Leonardo, anche qua ci si ispira alla natura, del resto le grandi innovazioni sono ispirate alla natura, no? C'è questo scotch che non attacca, che è ispirato alle zampe del ramarro, oppure il velcro alla bardana. Esattamente, questi processi che tu avevi cominciato alla Tufts University di Boston, queste robe che cucinavi, hai cominciato a cucinarle anche qua in modo diverso con altri materiali? Esattamente, alla fine la cucina è sempre una cosa piacevole. No, l'idea è stata, partendo da tutto quello che ho imparato mentre stavo negli Stati Uniti, quando sono tornato a Genova ho cominciato a pensare di nuovo invece che vedere solo la seta come un'alternativa alla plastica, a pensare se si possono usare anche altri materiali naturali come alternative alla plastica.
E cosa serve, cosa manca, quindi anche lì c'è un grosso studio su come sono fatti, come si comportano i materiali, andare a vedere che funzione hanno nella natura e da lì prendere ispirazione per capire come io posso sfruttare o fare quel processo che si chiama reverse engineering, quindi studiare bene e poi riadattare, ritrasformare un materiale che è appunto la cellulosa, la pectina, che la natura ha sviluppato, selezionato in miliardi d'anni per avere quella funzione là. Io una volta che ho capito perché funziona e come è fatto, voglio usare quel materiale lì per fare quello che voglio io, che è una funzione diversa da quella che è in natura. E quello che voglio io è andare a sostituire la plastica. Chiaramente lui da solo non basta, non ha le proprietà, il gambo del carciofo non ha le proprietà di un pezzo di plastica, ma il mio lavoro è dire ok, cosa serve, cosa manca, che proprietà devo aggiungere, che cosa devo andare a modificare, come devo creare un materiale che sia fatto per quanto più possibile di materiali naturali, ma che sia in grado di trasformare, di comportarsi come la plastica. Di comportarsi come la plastica. Avete fatto un progetto che possiamo mandare il video che ci ha fornito Giovanni, un progetto con il mercato ortofrutticolo di Genova. Esatto. Se ce lo spieghi finché vanno le immagini. Il progetto è stato, all'interno del nostro laboratorio abbiamo lavorato per diversi anni nel produrre tecnologie che siano in grado di trasformare materiali vegetali di scarto in alternative alla plastica. Quello che vedete qua è stato andare a dire ok, abbiamo fatto queste cose in laboratorio, andiamo a testarle sul campo. Quindi quello sono io che sono andato al mercato ortofrutticolo a prendermi una cassetta di quello che al momento stavano buttando nel mercato ortofrutticolo, che in quel caso erano appunto i fogli e le gambe dei gambi del carciofo. Ma abbiamo preso anche il broccolo che era diventato giallo, abbiamo preso la lattuga, abbiamo preso i pomodori che non erano più commercializzabili. E assieme a tutti quanti i ragazzi e le ricercatrici che lavorano con me in laboratorio nel gruppo di Smart Materials, abbiamo testato tutte quelle che erano le tecnologie che avevamo sviluppato fino a quel momento per produrre varie tipologie di materiali. Questi che vedete sono dei pellet che abbiamo fatto usando il gambo del carciofo. Quindi lo spaghetto di prima cos'era? Lo spaghetto di prima era il genitore di questo pellet, ma se lo pensate anche in un altro modo è il filo di una stampante 3D. Quindi io mi posso creare dei materiali che poi con la stampante 3D mi posso fare poi anche i robot fatti con gli scarti vegetali. E quindi siamo andati ad adattare tutte le nostre tecnologie a trasformare quello che è l'invenduto, quello che è lo scarto a fine giornata di un mercato ortofrutticolo in tutti gli oggetti di plastica che vengono utilizzati all'interno del mercato. Quindi i vassoi, i film, le cassettine. Andare a dimostrare che con una nuova tecnologia si può pensare a un sistema più circolare, di economia circolare, dove quello che prima avrei buttato sono tutti questi oggetti che vedete qua, che sono tutti gli oggetti di plastica che vengono utilizzati all'interno del mercato ortofrutticolo e anche di più, perché con il filo della stampante 3D io mi posso fare 100 altre cose. Rapidamente guardiamo le foto che ci sono, perché ci sono oggetti diversi per proprietà, per usi diversi. Esatto. Ecco, quel filo lì per esempio. Quel film che vedete lì in fondo potrebbe essere o un film di copertura, oppure si può termoformare e far diventare quel vassoietto che vedete lì. La forma è di uno stampo che avevamo in laboratorio noi, però quelli potrebbe essere il vassoio dove ci sono quelle che ci sono all'interno delle cassettine della frutta, dove separo e metto tutte quante le mele, le arance. La prossima? Oppure tutte le scatoline che vedete lì sono scatoline piccoline. Se torniamo indietro un secondo alla foto di prima. Le scatoline che vedete lì sono scatoline piccoline, perché appunto noi, avendo strumentazione del laboratorio, abbiamo uno stampo piccolo, però se riesco a fare una scatolina con uno stampo piccolo riesco a fare anche una scatolina con uno stampo grande, quindi era dimostrare che questa produzione di scatoline è possibile. Se adesso andiamo alla prossima, in questo caso qua noi abbiamo fatto una cosa ancora più radicale. In molti dei materiali che avete visto fino a prima, quello che siamo andati a studiare è creare dei materiali che siano dei blend di scarti vegetali e altri categorie che fossero in grado appunto di sopperire ad alcune delle mancanze che i materiali vegetali hanno. In questo caso qua quello che abbiamo fatto è stato fare un passo ancora successivo.
è stato dire: riesco a produrre un materiale che è fatto solo di molecole vegetali, che proprietà ha, come funziona, come è fatto. E questo è quello che abbiamo cominciato a fare. Abbiamo trovato in laboratorio dei modi per produrre, in questo caso sono dei film, sono giusto dei piccoli campioni che ci consentono di appunto andare a studiare come è fatto, come si modifica, quali sono le proprietà di questi materiali e andare a capire cosa succede, come si comporta, come è fatto un materiale che è fatto solo di vegetali. E quello che abbiamo scoperto è che i nostri processi, il motivo per cui quel materiale lì, quel filmettino marrone che vedete, si comporta come la plastica, è perché il nostro processo prende tutte le molecole che sono nella parete della cellula vegetale, quindi anche lì andare a capire bene e andare a studiare una cosa che mai avrei pensato che è la biologia della cellula vegetale, e andare a smontare tutte quelle molecole e poi andarle a rimontare con un'architettura che è molto simile all'architettura che hanno le molecole all'interno di un pezzo di plastica, le molecole di plastica all'interno di un pezzo di plastica. Quindi cambiando semplicemente l'architettura con cui organizzo le molecole riesco a dare delle proprietà simili e molto vicine a quelle della plastica, ma sfruttando delle molecole vegetali, quindi riesco un po' ad unire il meglio dei due mondi. Abbiamo altre 2 immagini in sequenza, se ce le mandate velocemente, tanto una e poi la prossima, cioè, ecco, sono collegate. Queste 2 sono collegate, torniamo, sono immagini e materiali molto più simili a quelli che vi dicevo all'inizio, quindi blend di diverse cose dove si aggiungono dei materiali pur sempre biodegradabili, perché quello è sempre il nostro obiettivo, in modo che siano in grado di sopperire ad alcune mancanze che hanno i materiali di plastica. Questo mi faceva piacere farvelo vedere, soprattutto perché è una collaborazione che abbiamo fatto tra il nostro istituto di ricerca e un'azienda, l'azienda si chiama Novacart, dove loro hanno visto le nostre ricerche, si sono molto interessati e hanno deciso di lavorare con noi per colmare quel gap che manca tra un'invenzione in laboratorio e un prodotto sul mercato. Quindi abbiamo lavorato assieme diversi anni per adattare e trasformare e fare tutto quel percorso che manca di innovazione piuttosto che di ricerca di base per portare delle nuove tecnologie a produrre quegli oggetti lì e industrializzare poi. E industrializzare, quindi produrre utensili, produrre copettine, produrre oggetti monouso. È veramente un lavoro interessantissimo che può cambiare e può risolvere uno dei nostri grandi problemi, perché adesso ci sono queste plastiche vegetali tipo i Mater B, però qual è il problema? Che consumano, ovviamente non ha senso coltivare mais non per nutrire le persone, ma per fare buste di plastica, no? O di similplastica. In questo modo è tutto un processo virtuoso, circolare, in cui si valorizzano proprio gli scarti e si preserva anche il suolo in questo modo. Quindi veramente complimenti, ma adesso ne parleremo ancora. Volevo estendere il discorso a Spanevello chiedendo, ma negli ITS le innovazioni che nascono, quali sono? Noi lavoriamo molto anche sull'innovazione, nel senso che i nostri soci le aziende, ci suggeriscono dei temi e noi li sviluppiamo. Abbiamo un'attività, questi ragazzi devono ancora cominciarla perché hanno appena cominciato il corso, ma abbiamo un'attività che per noi è fondamentale, che chiamiamo team working. E una volta alla settimana o 2 volte alla settimana apriamo tutti i laboratori e i ragazzi lavorano in squadra su un progetto che viene da un'idea oppure da un suggerimento di un'azienda. E la cosa importante è che si differenziano soprattutto per 2 cose rispetto a Leonardo. Si differenziano perché primo lavorano in squadra e non lavorano da soli. E questo per noi è importantissimo perché poi adesso si lavora in squadra. La seconda cosa importante è che mi viene in mente una canzone di Gaber, no? Un concetto, un'idea, un concetto è soltanto un'idea, finché resta un concetto resta solo un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. Mi è venuto in taglio sì, era bella l'associazione. Il discorso del professore prima, perché dice ho provato a fare le cose di Leonardo, ma non funzionano. Noi insistiamo che in questi lavori si parta da un progetto, si sviluppino, si arrivi alla prototipazione, cioè si arrivi all'oggetto che funziona. In mezzo c'è la tecnologia. Imparare la tecnologia è un po', diciamo, la sfida che fa il nostro
processo produttivo, ossia si parte da un'idea, ma finché resta un'idea resta là. Io devo con questa idea riuscire a fare qualcosa di utile, qualcosa che serva alle persone. Quindi importantissimo, vedete lì i nostri ragazzi che lavorano, importantissimo passare dalla testa al disegno, a tutto quello che ci sta dietro, non dimenticandosi di un'altra cosa importante, i soldi, per cui gestiscono un budget anche loro per riuscire a fare questo, e arrivano in fondo con queste cose che funzionano. Quindi guardate che si gasano in un modo incredibile, perché poi sono dei prodotti, Un paio di esempi veloci di quello che avete realizzato. Ma ad esempio qui si vedono, tanto per quello là in alto che vedete è un paperotto, no? Sembra strano, ma negli allevamenti di polli c'è bisogno, scusate la cosa un po' prosaica, ma c'è bisogno di andare a prendere le salme dei polli che muoiono. Durante l'allevamento ne muoiono 10%, 5%, così 2 mesi di allevamento intensivo. Quella macchinetta là riconosce il pollo morto con una serie di sistemi di visione, lo prende su e lo va a portare in una cassetta nella speranza che si lavori anche per il benessere animale, sì, si superi questa necessità. Le altre, le altre adesso ne vedo qualcuna, ci sono dei robottini che vengono utilizzati al posto dell'uomo in ambienti pericolosi, oppure se ne vede uno lì che un'automazione che serve alle sedie per disabili, ad esempio, che consente alle persone di mettersi in verticale. Ci sono, ogni anno ne vengono fuori una cinquantina, poi alla fine. Una cinquantina in tutto lì, sì. Bellissimo. Sono ogni classe, noi abbiamo adesso 22 classi, ogni classe ha 4 progetti, per cui fate voi il conto, ne vengono fuori alla fine dell'anno poi ci troviamo in un grande posto, tutti mostrano quello che hanno fatto. Però così si impara a lavorare, soprattutto certamente. Si passa dall'idea, qua siamo in un contesto di artigiani, l'artigiano è proprio quella che passa dall'idea e riesce a fare. Dottoressa Speri, nelle aziende con cui collaborate cosa hanno contribuito a innovare i ragazzi? Allora, è importantissimo quello che ha detto Giorgio, e io aggiungo che molto spesso le aziende ci ringraziano per l'aria nuova, per l'innovazione che portano i giovani. Quando noi inseriamo un ragazzo nell'azienda, molto spesso ci dicono: noi abbiamo bisogno di questo, dell'idea nuova, della proattività, del modo di vedere le cose anche da un punto di vista diverso. Quindi questo è assolutamente apprezzato quando il ragazzo si inserisce in azienda, che magari l'azienda è da anni che fa lo stesso lavoro nello stesso modo. Quindi certo. Il fatto che arrivi un giovane è sicuramente una ricchezza. Chiaramente anche all'ITS Last si fanno i project work, magari quindi con la collaborazione dell'azienda cercare di portare qualcosa di nuovo. Mi viene in mente un project work che abbiamo fatto durante la pandemia con il corso Service Manager, di pensare a come sarà l'officina del futuro. Quindi chiaramente tutti chiusi, tutti a casa, sicuramente i servizi, le cose sarebbero cambiate, e quindi i ragazzi hanno studiato dei nuovi servizi da proporre in officina di auto, officina di camion. Quindi pick up and delivery, la persona a casa ha la possibilità di chiamare l'officina, qualcuno viene a prendere il veicolo, lo porta in officina, lo ripara e glielo riporta. Oppure il tracking della mia riparazione attraverso l'app, quindi anche qui c'è tutta la tecnologia, l'informatica, no? La costruzione di un'app, come noi siamo abituati ad avere il tracking del pacco di Amazon che ci arriva, e so che in questo momento è all'hub di Verona e arriverà domani. La stessa cosa della riparazione, quindi vedere il mio autoveicolo è stato consegnato, ho ordinato il ricambio, c'è stato un ritardo, è previsto che la riparazione venga terminata, e quindi magari qualche piccolo disagio chiaramente durante... Uno si organizza, insomma. Uno si organizza. Certo. Oppure il seguire la riparazione da remoto. Quindi non potendo andare fisicamente, rimanere fisicamente, il cliente riesce attraverso l'app a vedere banalmente il video del tecnico che sta lavorando sulla mia macchina
e questo tecnico mi descrive le problematiche. Lo pneumatico era forato, ora lo ripariamo, ora lo sostituiamo, le pastiglie dei freni abbiamo visto che c'era questa problematica, e quindi uno da casa, guardando il video, ha il monitoraggio punto per punto del suo veicolo. E questi poi ci siamo resi conti, i ragazzi chiaramente con un confronto continuo con le officine, con le aziende del settore, però poi queste cose sono state realizzate, cioè le aziende, le officine, le concessionarie le hanno davvero messe in pratica. Penso che è bel valore aggiunto. È stato davvero un servizio, l'officina del futuro, e queste cose rimarranno, perché chiaramente sì, è vero durante il periodo di lockdown, ma chiaramente poi... Mario, innovazione significa anche brevetti. E so che riguardo ci sono un sacco di procedure, poi brevetti che valgono in certe aree che non valgono un sacco di soldi da spendere, però so che stai lavorando su qualche cosa che ha a che fare anche con la tecnologia e la brevettazione, no? Allora, se ti riferisci agli NFT è una cosa particolare, gli non fungible token, è una specie di rivoluzione silente. Come danno fastidio i bitcoin alle banche, che hanno rivoluzionato e rivoluzionando il modo di pagare, stanno facendo di tutto per dire che sono una fesseria, è meglio non investire, sicuramente una cosa delicatissima. Alla fine i bitcoin vinceranno, perché è nella tecnologia proprio come è stata realizzata il fatto che sono inattaccabili. Dall'altro fronte pensate al problema del copyright, quanto è grosso. Lo stesso Leonardo, ma le sue macchine sono state brevettate o no? Di chi è il copyright, come dicevamo, dell'elicottero di questo androide? Lo stesso Leonardo copiava, quindi il concetto è molto fumoso, è molto complesso. In realtà la storia ci insegna che nessuno inventa niente. Tutti copiamo, miglioriamo e facciamo delle evoluzioni di ciò che abbiamo già visto. Quindi più cose vediamo meglio è. Gli NFT saranno secondo me il futuro del copyright. Oggi sono legati alla vendita di opere d'arte digitale. Sì. Anch'io stesso sono un artista digitale e ho registrato le mie opere d'arte come NFT. Se ricordate, 69 milioni di dollari è stata pagata una JPEG, che è una rivoluzione, ma non la JPEG in sé, che non vale niente, è il concetto di collegare e legare un'immagine, un progetto, un disegno di Leonardo stesso, pensate se lo faceva lui, a registrare nella blockchain, quindi non più al notaio, vado col mio disegnino, il mio progettino dal notaio, lo voglio registrare 6-7 mila euro, poi scopro che alla fine devo registrarlo anche in America, in New York, in Inghilterra, non si finirà mai. Invece questa tecnologia, se io registro il mio manoscritto di Leonardo, il mio progetto, lo metto collegato con una transazione di Ethereum, non Bitcoin ma di Ethereum. Si usano, a quel punto io registro nella blockchain la mia informazione di io che sono l'autore e nessuno me la può andare a scardinare. Quella registrazione è fatta in tutto il mondo, è una cosa un po' complessa, ma vi assicuro che sarà il futuro della registrazione. Anche Giovanni Perotto sta brevettando con il suo team delle innovazioni. Cosa state brevettando esattamente o cosa avete già brevettato? Vi racconto di quello che abbiamo già brevettato, quello che stiamo brevettando. È meglio di no. Ve lo racconto dopo che l'abbiamo fatto. Ci sarà qualche non disclosure agreement, suppongo. No, adesso lì ve li abbiamo presentati un po' rapidamente, ma le tecnologie di trasformazione appunto dei materiali vegetali, abbiamo 4-5 brevetti, dove uno mi serve per fare dei materiali che siano resistenti all'acqua, che siano a base vegetali, uno appunto questa tecnologia di trasformare e di creare materiali che siano totalmente vegetali, quindi su quelle tecnologie abbiamo brevetti. Poi nel gruppo che si occupa di tante altre cose oltre a questo, ci sono anche un sacco di altri brevetti su tecnologie di protezione di superfici, tutte cose sulla scienza dei materiali. La brevettazione in questi campi è un tema abbastanza discusso, ci sono anche molte spinte verso fare un open innovation, probabilmente tutta questa cosa dei non fungible token entrerà a far parte del dibattito, però al momento dal punto di vista dell'industrializzazione è l'unico strumento che c'è. Volevo chiederti a proposito del tema che ha fatto emergere prima Spanevello, del lavoro in team. Che valore ha per voi lavorare in team e in che ambiti disciplinari vi potete allargare? Cioè è tutta scienza o c'è anche qualcos'altro che entra dentro a un processo di innovazione? È un valore fondamentale, siamo
sono fortunato di lavorare in un istituto che valorizza molto questa cosa. Tutte le cose che vi avevo fatto vedere e altre che non mi scollegate, che non ho avuto il tempo di raccontarvi, sono frutto di un lavoro in team. All'interno del nostro gruppo ci sono profili scientifici, però profili abbastanza disparati, perché andiamo dal biologo al fisico, all'ingegnere, al chimico. Quindi sono tutte tecnologie. Io sono scienziato di materiali, quindi sono un po' figlio di nessuno, quindi sono insomma tutti profili molto diversi all'interno di un ambito STEM. Lavoriamo molto e ci aiuta molto anche a migliorare il nostro lavoro. Lavoriamo molto con designer che ci aiutano ad avere un altro punto di vista sulle cose che stiamo facendo. Quindi noi siamo più interessati per passione e per formazione a andare a capire tecnologie di trasformazione, perché questa cosa sta funzionando, come cambiare, studiare e migliorare le proprietà di un materiale. Un designer ha tutto un altro approccio, ha un approccio più sulla parte finale, come deve comportarsi un oggetto che io voglio fare con quel materiale. Lavoriamo molto anche con persone che hanno un profilo più sulle scienze ambientali, perché vogliamo andare a testare, a misurare le nostre nuove tecnologie, se hanno effettivamente quello che si chiama un life cycle assessment, che è migliore rispetto a quelli qui. Non solo il materiale si può fare, ma si può fare e il farlo ci consente di risparmiare CO2, ci consente di risparmiare acqua, quindi più persone contattiamo, più competenze riusciamo a mettere assieme, più riusciamo a lavorare meglio e avere anche un impatto migliore delle nostre ricerche poi sul mondo. Mi fa pensare questo che prima Mario ha detto, sono tutto mio, no? Cioè questo Leonardo da Vinci che lavorava in grande solitudine, in realtà non so se fosse portato per il lavoro di gruppo all'epoca, certo è che lui era estremamente poliedrico, cioè lui arte, forse l'unica cosa che non gli è riuscito ad imparare credo fosse il latino, sbaglio? Ecco. Anche questo è un altro mito. Leonardo era ignorante, non è vero niente, lui sapeva che aveva bisogno del latino a un certo punto perché doveva tradurre un testo e l'è andato a studiare anche da grande, quindi ci sono i suoi taccuini dove lui studia il latino. Ok, la poliedricità mi viene da pensare, lui è una cosa che si può allenare perché lui è diventato quello che è diventato, differente da Michelangelo o da Raffaello, perché in realtà lui metteva insieme tantissime competenze diverse, ma questa è una cosa che si può allenare o è innata, secondo quello che tu hai studiato di lui? Ci vorrebbero delle ore, ma riassumendo, Leonardo sicuramente non lavorava in team, diciamola così. C'è un grosso dibattito su lavorare in team o lavorare da soli. Certo è che se... Ci vogliono le due cose, probabilmente. Allora, non sono d'accordo. Se tu vuoi diventare un Leonardo da Vinci, devi diventare da solo. Se vuoi invece lavorare in team, fai parte... Insomma, ve lo faccio semplicemente. Se Facebook è una grandissima azienda, se i ragazzi lavorano in team, alla fine andranno a lavorare per Facebook, è un grande sogno di tutti, ma solo alcuni gli verrà voglia di fare un nuovo Facebook e quella persona è un nuovo Leonardo da Vinci. È un po' come TikTok. Prima dicevano, no, ormai c'è YouTube, non posso fare niente, e poi qualcuno si è inventato TikTok. Quindi c'è sempre quell'idea del genio che in realtà Leonardo ci insegna, si può allenare. Il segreto di Leonardo è che non ha mai smesso di studiare, lo dimostra i suoi manoscritti. Alla base c'è la curiosità e, diversamente da quello che purtroppo oggi abbiamo bisogno, ovvero lavorare in team perché abbiamo bisogno di più specializzazioni, purtroppo, pensate nel 1500, lui era stato forse l'unico uomo, è l'ultimo uomo che è riuscito a concepire e capire l'anatomia, la meccanica, tutto insieme. Oggi i saperi sono talmente particolareggiati che l'uomo non ce la fa più a tenere tutto insieme. Vedo che freme Giorgio Spanello per dire qualche cosa al riguardo, perché è vero, siamo in una realtà che celebra questo lavoro in team. Io sono un po' dell'opinione diversa, secondo me ci vuole la parte in cui uno sta per conto suo e poi lavora in team, ma sono punti di vista. E poi anche perché non tutti hanno il carattere, no? C'è Susan Cain che ha scritto il bellissimo libro Il potere degli introversi, cioè quelli che poi magari diventano i nuovi Zuckerberg, i nuovi Steve Jobs, non lo so. Dobbiamo capire, secondo me, a cosa vogliamo arrivare. Se vogliamo arrivare a un certo tipo di, chiamiamola produzione, chiaramente si parte da un'idea, l'idea può benissimo venire da una persona sola.
Nel momento in cui si va ad attualizzarla nel mondo industriale di oggi, ma anche in generale, visto che siamo in un'epoca molto complessa e molto variegata, la persona sola si ferma, nel senso che c'è bisogno di altre competenze, assolutamente. Allora, questa del lavorare in gruppo è una delle famose soft skills, no? Di cui si parla tanto, insieme alla capacità di comunicare, di adattarsi, la flessibilità, la gestione del tempo, la programmazione, insomma tutte cose che uno sviluppa per conto suo. Ma mi domando anche, e lo chiedo alla direttrice Speri, all'istituto LAST come si aiutano i ragazzi a tirar fuori queste o allenare queste soft skills? Allora, noi abbiamo imparato anche noi che queste soft skill sono importanti, perché dal primo corso di 10 anni fa ad oggi questa materia l'abbiamo triplicata, quadruplicata. Ma perché? Perché è quello che ci chiedono le aziende. Paradossalmente l'azienda ti dice la competenza tecnica è più facile da far acquisire al ragazzo. Se devo compilare il documento di trasporto, quello è. Se devo scrivere un codice di programmazione, quello è. Quindi imparato, dopo sì, si continua a crescere, a migliorare, ma è più facile. È molto più difficile invece riuscire a comunicare con il cliente, a risolvere un problema, a gestire il tempo, a lavorare in gruppo, perché comunque bene o male poi comunque in azienda si lavora insieme. E quindi questa parte sicuramente l'abbiamo ampliata, e l'abbiamo ampliata sia da un punto di vista teorico, anche se come sapete gli ITS la teoria è veramente poca, ma poi nella pratica i ragazzi durante la lezione anche in aula lavorano insieme, fanno la simulazione di un colloquio, fanno la simulazione, il docente fa il cliente arrabbiato che è venuto a ritirare l'automobile, e il ragazzo cerca di gestire questa situazione di conflittualità. E poi proprio oggi abbiamo delle classi che sono andate a fare l'outdoor a Venezia, quindi con i docenti delle materie trasversali, e quindi mettere in pratica, quindi lavorando in gruppo, facendo l'orienteering, che sono magari anche in modo ludico, perché per questi ragazzi oggi sarà una bellissima giornata, no? Magari diversa dalle solite, però hanno modo di provare questi aspetti che poi troveranno nel mondo del lavoro. Ovviamente aprirsi in modo da provare più esperienze e quindi sollecitare magari nuove idee. A proposito di questo, lo diciamo qua, Giovanni Perotto è un bravo chitarrista di blues, giusto? Sì. Ecco, ama suonare la chitarra. Perché volevo anche affrontare questo tema, ma competenze strettamente scientifiche, umanistiche, c'è sempre stata questa diatriba in Italia, no? La prevalenza della cultura umanistica su quella scientifica, forse sarebbe ora un po' di finirla, perché in realtà l'una è funzionale all'altra, e coltivare anche qualche passione artistica può aiutare anche a innovare. Mi è piaciuta moltissimo una cosa che mi ha detto Giovanni quando ci siamo sentiti, che riguarda proprio il suo suonare in una band. Premetto che sono 100% non è Leonardo del blues. No, non sono Leonardo della musica. Sono 100% d'accordo sul fatto che probabilmente è ora di considerare la cultura come una cosa unica e evitare di dividerla in umanistica e scientifica, perché poi alla fine è cultura sapere anche, è parimenti cultura sapere anche perché una cellula è fatta in un certo modo e perché un vegetale funziona e si comporta in un altro modo. Quando ci eravamo sentiti abbiamo un po' chiacchierato di questo, e effettivamente secondo me è abbastanza importante cercare di coltivare entrambi i lati del cervello, e soprattutto la cosa che ho notato è che appunto suonando in un gruppo e suonando in un genere dove l'improvvisazione è parte costituente di quello che si suona. Un pezzo che suoniamo può durare dai 2 ai 7 minuti a seconda di quanto lunghi e prolissi sono i musicisti nel suonare i vari assoli. Ma appunto perché è un genere improvvisato, un genere che spontaneamente si crea sul momento. Noi quando cominciamo non sappiamo come andrà a finire quella canzone. È un genere dove è molto importante ascoltare quello che fanno gli altri, è molto importante
reagire sul momento rispetto a quello che sta succedendo sul palco, ma l'arte di ascoltare, l'arte di mettersi un secondo in secondo piano e capire cosa sta succedendo attorno a te. Ho trovato che in progetti molto collaborativi, in situazioni molto collaborative dove appunto io sto lavorando con un designer di moda perché voglio fare il cuoio fatto con il pesce, ho l'azienda artigiana che fa la parte di concia, io che sono un ingegnere di materiali, e dobbiamo tutti parlare assieme. Trovare un linguaggio comune, trovare un modo per riuscire effettivamente a comunicare richiede doti di ascolto, richiede fare un passo indietro, immedesimarsi in quello che stanno facendo e pensando agli altri, e fare uno sforzo in più per capire che cosa ti stanno dicendo, e anche allenare un'altra competenza importante, che è cercare di prevedere dove sta andando la discussione musicalmente, ma poi anche scientificamente o tecnicamente, o parlare di libri o parlare di quello che volete. È bellissima questa cosa del poter allenare con il blues la capacità di ascolto, cioè con una tua passione praticamente alleni una soft skills che è quella di riuscire a essere a capo di un progetto, ma anche fermarti, vedere come sta andando avanti, lasciar parlare gli altri e magari tu adattarti agli altri, no? Esatto. È un'immagine veramente bellissima. Tornando a Taddei, mi è venuta in mente una cosa prima, quando parlavo della battaglia di Anghiari, no? Di questo disastro sul muro di Palazzo Vecchio, hanno provato ad asciugarlo con i bracieri e poi insomma è colato tutto. Che rapporto aveva Leonardo con i fallimenti? Leonardo, i fallimenti ci vorrebbero 5 ore, pensateci bene. Le più grandi opere d'arte, le cose più incredibili che Leonardo ha progettato e che ha iniziato a lavorare sono 3. L'Ultima Cena, il cavallo gigante per gli Sforza e la battaglia di Anghiari. Gli altri sono piccole cose, sono un po' più piccoline progetti, ma i 3 colossi sono questi. L'Ultima Cena l'ha iniziata e ha sbagliato perché ha usato un colore grasso su una parete che subito dopo si è sciolta, diciamo così. Ecco perché oggi ho addirittura ricostruito virtualmente l'Ultima Cena così come doveva essere, perché oggi quello che abbiamo è un disastro, non è uno capolavoro, si sarebbe inorridito Leonardo, quindi ha fallito, se ci pensate bene. Il cavallo di Milano non l'ha mai fatto. Ci ha provato, tecnicamente lui ha cercato di capire tutti i sistemi per poter fondere un colosso così grande di 8 metri a Milano, dove la falda acquifera è a 5 metri, quindi non poteva fondere il bronzo, tanti di quei problemi che alla fine non ci è riuscito, quindi un fallimento incredibile. La battaglia di Anghiari l'ha iniziata ed si è distrutta tutta, perché anche lì è un disastro, sfortuna perché a un certo punto è arrivato un temporale e ha spaccato tutta l'impalcatura, ma alla fine anche lì voleva insistere facendo col colore ad olio sulla parete che si è sciolta. Perché volevo usare il colore ad olio? Perché era un perfezionista, perché l'olio te lo puoi stendere e non puoi fare come faceva Michelangelo una passata e basta, no, lì dove voleva fare migliorare. Insomma, Leonardo ha fatto delle cose incredibilmente belle, ma soprattutto dei grandi fallimenti. Questo è un bellissimo insegnamento, io lo racconto sempre in altre conferenze in cui racconto questa cosa, se mi date 5 minuti, che è bellissima. Tutti i ragazzi magari sicuramente subiscono delle offese dal compagno, delle cose terribili. Pensate che Leonardo da Vinci, da anziano, quando a un certo punto lui era già famoso, è ritornato a Firenze per fare la battaglia di Anghiari, si è trovato, si racconta, in una strada, a un certo punto ha incrociato Michelangelo, il giovane. Michelangelo era giovane, era bravo, tutto quello che volete, ma era giovane. Leonardo era quello anziano, ormai lo scienziato per eccellenza. Michelangelo ha preso in giro Leonardo dicendogli: stai zitto tu, riguardo delle cose che adesso non stiamo a approfondire, che non sei neanche riuscito a fare il cavallo per gli Sforza. La più grande umiliazione, offesa fatta da un ragazzino a Firenze. Insomma, Leonardo ne ha subite di tutte, ma i suoi grandi fallimenti ci insegnano, e insegnano ai ragazzi, che non è importante quante volte tu fallisci, ma è importante ricominciare sempre da capo e non arrendersi mai, così come ha fatto Leonardo. Guarda, è un messaggio bellissimo questo che mi stai dando, perché viviamo nell'era della competizione e della performance, no? E poi ogni tanto ci arrivano ste notizie, me le sono segnate, perché allora Laurent Simon, 9 anni, si laurea in ingegneria elettronica. Ragazzi che a 20 anni sono già laureati in ingegneria, oppure come Giulio De Angeli di Este, qua vicino, che a 25 anni ha 4 lauree insieme: medicina, ingegneria, biotecnologie e biotecnologie molecolari, ovviamente con tutti i 30, 5 borse di studio prestigiosissime, tra cui Cambridge, ed è pure violinista. Allora io mi domando, sono questi i nuovi Leonardo, oppure è più verosimile che
nella fatica si trovi il Leonardo, perché doversi confrontare con questi altissimi modelli che ci vengono proposti, no? Che fanno fare clickbait, eccetera, con la nostra normalità e la nostra fatica, dice ma io non sono all'altezza di sta roba, non potrò cambiare il mondo. Io non ne sono molto convinta, ma credo che tu possa dirlo sicuramente. Provate a immaginare allora adesso di sempre, causa. non prendendo in giro troppo la televisione, ma che cosa sono orribili le nostre trasmissioni che fanno passare il fatto che tu sei un VIP e vai al Grande Fratello VIP per VIP di che cosa? Poi che cosa hai fatto per essere VIP? Sei andato su un giornale di gossip, poi vai a scoprire che queste persone non hanno fatto mai niente. I messaggi che ci passano alla televisione, che ci passano i social media sono un po' fuorvianti. In realtà hai detto bene tu, la fatica. Leonardo ha fatto fatica, lavorava tutte le sere, tutte le notti, solo dopo la sua morte è diventato il grande Leonardo, ma all'inizio lui ne ha subiti di tutti i colori, non è mica diventato ricchissimo Leonardo da Vinci, uno pensa chissà che cosa. Nella fatica, come diceva il fondatore dell'Apple, state sempre foolish, state angry, vuol dire il fatto di rimanere senza soldi, di avere poco budget, comunque aguzza l'ingegno. Se si nasce figli di papà o si ereditano delle cose che hanno fatto gli altri o si rubano le cose degli altri, non si diventerà mai un Leonardo da Vinci, perché non c'è quella passione, quella voglia di fare qualcosa anche per sopravvivere. Le cose migliori, le più grandi invenzioni sono state fatte proprio per il bisogno delle cose. Se tu sei troppo comodo, alla fine non fai mai niente di buono. Però è anche vero, Spanevello, che oggi, come oggi, molti ragazzi hanno sicuramente molte più possibilità dei loro genitori, no? E come si tira fuori la voglia di fare, di innovare, di mettersi in gioco? Io credo che sia un po' fuorviante dire che le nuove generazioni siano così diverse da quello che eravamo noi o quello che è stato prima, nel senso che c'è sempre da ricercare una molla che spinge al sapere, per cui ognuno ha la molla che è propria della generazione che sta vivendo. E l'arte, diciamo, maieutica è proprio quella di tirar fuori quelle che sono le possibilità, prima ho usato un termine giovanile, di gasare, no? di creare soddisfazione in quello che si fa. E questo credo sia il nostro lavoro. Ci sono delle storie di straordinaria normalità, tra l'altro, che vengono fuori anche dai vostri ITS, no? Certo. Perché magari in un percorso delle scuole superiori uno può anche restare mediocre, fa fatica magari anche a finire l'anno, però poi in altri percorsi, in altri contesti che scopre essere di più congeniale, fanno il botto. E vorrei che me ne raccontaste una a testa, partiamo magari di qualche ragazza. Sì, allora io ricordo una ragazza qualche anno fa avevamo iniziato da poco l'ITS e c'era solo a Verona la logistica. Questa ragazza faceva la cameriera al bar dell'Interporto, quindi si faceva i turni dalle 7 alle 2, dalle 2 alle 10, cameriera al bar. Con il presidente, andando a bere il caffè, come capitava spesso, portando le locandine, perché chiaramente no, si portavano le locandine anche al bar per cercare di promuovere il nostro nuovo corso. Raccontiamo a questa ragazza, guarda, è molto interessante, teoria, pratica, stage. Questa ragazza aveva fatto le magistrali, aveva già qualche anno, non era appena diplomata, ma aveva 22-23 anni e si è iscritta al corso. Alle selezioni nessuno gli avrebbe dato nulla perché rispondeva a monosillabi, eravamo anche quasi incerti se farle partecipare al corso oppure no, perché proprio era di una timidezza, aveva fatto poi una scuola che non capivamo bene se fosse motivata o no. Comunque è entrata al corso, ha fatto questi 2 anni con grande fatica, a proposito della fatica, perché per lei già la sua scuola era proprio diversa, no? Umanistica, quindi tante cose, l'economia, la logistica, l'informatica erano un po' più ostiche rispetto agli altri. E anche gli orari di lavoro, perché lei comunque continuava a fare la cameriera al bar, finiva alle 2 di corsa, arrivava in aula e faceva le lezioni al pomeriggio. Quindi insomma ha fatto assolutamente più fatica degli altri. E dopo 2 anni è stata assunta nell'azienda dove ha fatto lo stage
Dopo un anno dal diploma ci chiama dicendoci che questa azienda l'aveva trasferita nella filiale degli Stati Uniti a gestire la filiale di questa Rohlig. Quindi praticamente questa ragazza è cambiata, ma in questi 2 anni chiaramente merito suo, cioè è stata lei a trovare dentro di sé la forza, a migliorare, a cercare anche di appassionarsi alle materie. Magari all'inizio era partita, io sono certa che lei non fosse così motivata, magari lei vedeva il mondo della logistica dal bar perché c'erano le persone che lavoravano lì nei centinaia di uffici che ci sono e passavano a prendere il caffè da lei, quindi le vedeva da lontano, no? Però è riuscita a appassionarsi ed è riuscita a sbocciare, perché poi anche parlando con l'azienda l'hanno assunta subito dopo lo stage, le hanno dato la possibilità, esatto, e lei è riuscita a dare il meglio. È una bellissima storia, tra l'altro un percorso umanistico, neanche scientifico, che non è proprio la normalità, e penso che Spanevello anche lui possa raccontare storie di straordinaria normalità. Ne avremo tante. A me viene in mente Nicola, un bel montanaro di Asiago, mascelle rosse, bello grosso, e giocava nell'Asiago a hockey, per cui di una stazza notevole, no? Prestantissimo, simpaticissimo anche lui. Non si era qualificato alle selezioni, è entrato perché qualcuno ha rinunciato, aveva fatto l'Ipsia ad Asiago, però in altopiano non c'è niente a livello industriale, no? Per cui è arrivato giù, tanta buona volontà, insomma. Primo anno così e così, amico di tutti, eccetera. Così abbiamo mandato in tirocinio un'azienda di schio, anche lì sì, no, insomma, non sembrava granché. Il secondo anno abbiamo trovato un tirocinio nell'azienda che cura la manutenzione delle funivie e degli ski lift dell'altopiano di Asiago. Il suo ambiente. Rinato praticamente. Poi andava, se qualcuno di noi voleva avere un giornaliero ce lo faceva avere gratis, per cui non c'era problema. E ci portava il formaggio, eccetera, interessante. Comunque, finito questo, è stato assunto alla Leitner, adesso è capo zona e cura la manutenzione di impianti, sperando che non cadano, di funivie e cose del genere. Poi ci sono anche queste storie, voglio dire, so che c'era anche una laureata in ingegneria spaziale. Sì, la prima ragazza che abbiamo avuto, triennale in ingegneria aerospaziale, e si è iscritta all'ITS. E mi ricordo quando abbiamo fatto un evento in cui c'era allora sottosegretaria alla pubblica istruzione, e ha chiesto: ma perché ti sei iscritta all'ITS dopo la laurea, tra l'altro in ingegneria aerospaziale? E questa ha detto: non mi assumeva nessuno. E qua, parentesi, nelle imprese o nelle aziende ancora c'è una mentalità per cui l'ingegnere è maschio e sta passando, diciamo. Però abbiamo la direttrice del CERN che è una donna, insomma, speriamo che abbia contribuito a farla. Qui apriamo un vaso di Pandora, nel senso che noi, se avessimo le ragazze, potremmo benissimo dire dai 540 facciamo 1080, nel senso che ce ne manca metà. Abbiamo solo maschi, abbiamo 10 ragazze in tutto, per cui evidentemente... Comunque questa ragazza alla fine è entrata in una grossa azienda qui del Vicentino, adesso è responsabile della qualità. E un'ultima cosa però, poi lascio spazio alle vostre domande. Che suggerimento daresti a ragazzi che hanno dentro di loro la spinta, sanno che possono fare qualcosa di grande ma non riescono a trovare la loro strada? C'è uno molto più bravo di me che circa un secolo fa ha dato un buon indirizzo, che istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza e agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Questo mi pare che riassuma abbastanza bene un consiglio per voi: provate, mettetevi alla prova, fate quante più cose possibili. Cercate di andare a vedere, come faceva Leonardo, cercate di andare a vedere quante più cose, fare quante più esperienze, insomma usate questo tempo che avete per investire su voi stessi, che vuol dire anche andare a vedere una mostra, suonare, giocare a calcio, ma cercate appunto di capire perché siete bravi a calcio, di capire perché quel quadro lì è bello,
di capire perché un robot ha bisogno di energia o dove si può recuperare. Cercate di sfruttare queste occasioni, perché non saprete mai quando vi torneranno Potrebbe utili. essere utile. È un bellissimo messaggio. Abbiamo già una domanda. Bene, allora aspetta, posso avere grazie, così passo con il microfono. Posso vedere quante domande ci sono? Una? Ah, eccolo lì. Una qui, ok. Non voglio portare via spazio agli studenti, quindi sarò velocissimo. Innanzitutto apprezzo moltissimo la citazione di Gramsci, anche perché riprende un discorso che volevo toccare con il mio intervento. E mi rivolgo principalmente al professor Tardei. Due cose: una è una cosa molto un po' sciocca, diciamo, ma non so, volevo chiedergli se conoscesse l'episodio di Futurama, la serie animata, in cui c'è protagonista Leonardo da Vinci. Perfetto, ok. Perché è molto divertente, perché lì Leonardo da Vinci viene rappresentato come un genio ovviamente sulla Terra, ma poi si scopre che è un alieno e sul suo pianeta è il più grullo di tutti. In realtà sono tutti molto più intelligenti di lui, e tutto questo quindi va un po' a ridurre questa mitizzazione del personaggio, e però in realtà apre appunto ai discorsi che abbiamo fatto prima, l'umanizzazione, quindi anche tramite un cartone animato che però appunto è accessibile anche, insomma, ai ragazzi, quindi secondo me, diciamo, Anche quella lì è divulgazione importante. Anche quella è divulgazione da un certo punto di vista. Certo. E questa era veramente una sciocchezza, ma in realtà la vera domanda è questa: ci si è dimenticati forse un po' in questa trattazione di una tecnologia che all'epoca non c'era, che oggi c'è, la società, nel senso che c'è sempre stata la società evidentemente, ma all'epoca di Leonardo, ad esempio, non c'era, o almeno non era riconosciuto sicuramente come oggi, il valore pubblico della ricerca, della scienza, della tecnologia, e questo è qualcosa che al giorno d'oggi è sicuramente determinante, anche perché, mi chiudo, in questa maniera appunto si permette alla persona di essere effettivamente padrona di se stessa, se ovviamente le si lascia la libertà di fare, e si lascia anche la possibilità di perdere tempo, tra virgolette, con la ricerca di base. Bravo. E questo è fondamentale per permettere quelle innovazioni che non sono pensate per l'orizzonte che abbiamo in questo momento, che è limitato e determinato dalla situazione contingente. Sì, è vero, abbiamo parlato molto del collegamento dell'innovazione applicata alle aziende, però la ricerca, giustamente, e la ricerca di base è importantissima e c'è bisogno di spazio. Deformazione professionale da sociologo, scusate. Sì, immagino. Allora, il discorso sarebbe lunghissimo, tenete conto di una cosa importantissima. Io, quando vado all'estero, tutti gli stranieri mi dicono Leonardo è italiano, l'orgoglio. E noi stessi italiani, quando andiamo all'estero, diciamo Leonardo l'italiano. Ma Leonardo era italiano? L'Italia non esisteva nel 1500. Ancora no. Vedete quante cose incredibili? Lo stesso, noi non ci pensiamo mai. Il problema di Leonardo era che nella sua epoca c'era il Milano, c'erano i francesi, c'erano tanti regni diversi. In questo muoversi di Leonardo, che è fondamentale, lui non stava mai fermo in una stessa posizione, anche voi non state mai fermi in una stessa città. Leonardo viaggiava. Oggi, se non viaggi, se non guardi il mondo, non riesci a capire niente di quello che sta succedendo. Leonardo viaggiava, continuava, scappava a volte si muoveva perché non aveva più voglia di lavorare con lo stesso solito padrone. Quindi Leonardo si muoveva, la situazione politica militare era completamente diversa, quindi le logiche sono completamente diverse. Pensate al fatto di Leonardo guerrafondaio, ma come? Ha fatto 6.000 manoscritti, la metà sono tutte di macchine da guerra, allora lui era un guerrafondaio. È sbagliato il concetto, no, perché in quell'epoca c'era bisogno delle armi, che è un buon, come lo sapete anche voi, la tecnologia viene sempre mossa dalla guerra, dal fatto che ti devi difendere, quindi i soldi erano lì. Ecco perché Leonardo aveva scritto nel curriculum, ma a lui non gli interessava tanto l'arma in quanto oggetto di distruzione di massa, ma quanto oggetto meccanico da studiare, da migliorare, e tante quante armi di offesa lui progettava, tante quante armi di difesa progettava, che è una cosa, un bilanciamento incredibilmente fantastico questo. Insomma, il discorso sarebbe lunghissimo, ma lui, tanto per concludere, Leonardo non è un extraterrestre, è un essere umano come tutti noi. Poi ci sono anche dei documentari che dicono che veramente lui era extraterrestre, ma semplicemente perché non sanno che esistono quegli altri 5.900 manoscritti da andare a guardare, quindi raccontano sempre le stesse cose. Non stava mai fermo, si muoveva sempre e continuava a studiare ovunque andasse, e tutte le volte che si muoveva imparava qualcosa di nuovo. Sicuramente anche le sue difficoltà e le cose, i disastri che ha combinato hanno fatto diventare Leonardo quel che è stato, eccetera eccetera. Un'altra domanda, mi pareva fosse... posso... qui.
Mi avvicino io, aspetta, tranquillo. Ah, ok. Io avrei due domande, una per il professor Taddei e una per l'ingegnere Perotto. La prima è, secondo lei ad oggi, quindi grazie a tutti gli sviluppi che abbiamo ottenuto nell'ambito della meccanica, della tecnologia e della robotica, Leonardo sarebbe fiero di queste nuove scoperte, quindi dei traguardi che abbiamo raggiunto? Sicuramente sì, Leonardo, tenete conto di una cosa, sapete cosa sono le 7 simple machine? I concetti meccanici sono sempre quelli che anche lo stesso Leonardo studiava. A Leonardo mancava l'elettronica, provate a immaginare con l'elettronica cosa avrebbe combinato. Sicuramente sarebbe orgoglioso di qualsiasi cosa e l'importante com'è non è tanto alla fine fare una macchina che va più veloce dell'altra, l'importante è fare qualcosa di nuovo. Leonardo era specialista nel prendere due campi diversi del sapere, metterli insieme, questo è il vero genio, ovvero tu studi l'anatomia, studi la meccanica, metti, come fa lui, le due cose insieme e ottieni una cosa completamente nuova. Quella è la fonte della conoscenza del sapere nuovo e il trucco sta semplicemente in questo: più cose studi, in più discipline, più puoi diventare un Leonardo da Vinci. L'altra domanda, avevi anche un'altra domanda? L'altra domanda era invece per l'ingegnere Perotto. Poc'anzi abbiamo visto le sue scoperte, i suoi studi che ha effettuato. Tutto ciò potrebbe influire ovviamente positivamente sul green e quindi su un mondo che ricicla sempre più e quindi poi collegarci magari ai vari discorsi che fa la giovane Greta Thunberg, quindi migliorare a livello mondiale il green. Assolutamente, insomma, quello era un po' il presupposto che sta alla base delle nostre ricerche. Secondo noi non c'è ancora, secondo me personalmente non c'è ancora la soluzione definitiva nell'ambito della plastica, è quello dove mi occupo io, perché tutte le cose che ci sono adesso commerciali sul mercato, che sono fondamentalmente il PLA, il Matter B o altri materiali a base di amido, hanno ognuna un punto debole e se ti interessa poi ne discutiamo a lungo. Quello che stiamo cercando di fare noi, quindi cercare di prendere un'altra fonte di materiali, un'altra fonte di sostanza organica, che sono appunto o le proteine o dei polisaccaridi vegetali, di scarto della filiera del cibo. Spero insomma, che studiando abbastanza e lavorandoci duramente abbastanza sia in grado di produrre una soluzione migliorativa e comunque proprio come paradigma per produrre nuovi materiali. Mi alzate bene le mani che vediamo quante domande ancora ci sono. Una e poi è l'ultima, 2, ecco qua. Sì, non ho dimenticato nessuno, spero, vediamo. Domanda per? Il dottor Taddei. Sì. No, sì, scusi, il dottor Perotto. Volevo chiederle, i prodotti che vengono fatti con i vostri materiali, come possono essere applicati nel mondo dei trasporti per rendere tutto più sostenibile? Tante applicazioni che sono fondamentalmente le applicazioni che ha avuto la plastica e come la plastica ha aiutato a migliorare da quel punto di vista. Se tu pensi a un pezzo di un oggetto che si muove, che è un camion, un aereo, quello che vuoi tu, più quel pezzo è leggero, meno energia ti serve per portarlo in giro. Farli di materiali compositi, farli di plastica ha aiutato molto a ridurre il peso, ha aiutato molto quindi a ridurre anche quanto benzina, quanto gasolio serve per far muovere un autotreno piuttosto che per far muovere un treno, piuttosto che per far muovere un aereo e quindi questo ha aiutato molto. Dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia è che se io faccio muovere 2 treni o 2 aerei piuttosto che uno, ho comunque un aumento delle emissioni di CO2. La regola aurea in questo caso è sempre prevenire, cioè il risparmio maggiore si ha non facendo delle cose, quindi se riesco a prevenire uno spostamento, se riesco a prevenire un consumo, questo è molto meglio di quanto qualsiasi materiale io produca aiuti a migliorare. E qua la logistica è importante anche per quello. La logistica no? è importante, cercare di fare una riunione per via digitale piuttosto che in presenza è di sicuro un miglioramento. L'ultima domanda? Buongiorno,
Volevo chiedere, dato che viviamo in un'era in cui l'evoluzione tecnologica sta correndo in un modo che non abbiamo mai visto e ci sono progetti sempre più innovativi, stiamo però affrontando anche una carenza di materie prime proprio, perché molte volte progetti super innovativi hanno bisogno di materie prime rare e difficili da trovare. E c'è un modo, adesso mi appoggio alle conoscenze un po' di tutti, per eventualmente sostituire, si sta già pensando in un modo per sostituire questi materiali in qualcosa che si può trovare ogni giorno, diciamo, come possono essere anche... Chi vuol rispondere a questa, che è una domanda da $1 milione? Posso provare a rispondere sì, io? Dai. Su questo c'è tutta una strategia della comunità europea, si chiamano Critical Raw Materials, per cercare appunto di stimolare il loro riutilizzo, il loro riciclo, evitare la loro dispersione. C'è tutta anche una strategia nel forzare chi produce dispositivi di qualsiasi tipo a produrli in modo che siano facilmente riciclabili, quindi che sia facile recuperare tutte le materie prime. Dal punto di vista della ricerca di base non è una cosa che facciamo noi in laboratorio, ma è una cosa che fanno dei nostri altri colleghi, sempre all'IT, in questo caso all'IT di Milano. Quello che stanno studiando è di produrre elettronica partendo non da appunto silicio che poi deve essere dopato con il boro, con il fosforo, che serve che siano un multilayer dove ci sono il gate e il drain, che sono fatti insomma di materiali diversi, ma cercare di di costruirsi un'elettronica partendo da materiale biologico, molto anche partendo da materiale edibile, quindi fare anche un'elettronica edibile. Sono tutte cose a livello di appunto ricerca di base, dimostrare che si può fare. Una volta che questa cosa si è dimostrata che si può fare, efficientarla, una volta che si è efficientata, trovare dei partner industriali per industrializzarla. Quindi c'è molto studio su questo, le tecnologie sono in divenire, sono nello studio e c'è bisogno di un sacco di gente che ci lavori e che abbia voglia di mettersi. È materia per loro questa, per tutti voi questa. Esatto, è questa esattamente è materia per tutti voi, cose su cui potete lavorare. Chiuderei con Mario Taddei chiedendogli una cosa. C'è forse una domanda? C'è un'altra domanda, benissimo, prego. Non volevo intervenire per la mia voce di oggi, però... non si preoccupi, la sentiamo benissimo. Volevo fare una piccola domanda provocatoria a Mario Taddei. Noi oggi viviamo in un mondo molto organizzato, no? Dove anche la ricerca, se vogliamo, segue dei protocolli, segue la logica del budget, dei teams, di quello o di quell'altro. E lo dico da universitario, naturalmente. Non pensi, Mario, che questo, invece di essere un incentivo a creare dei nuovi Leonardo, possa essere un freno? Non pensi, Mario, che questo possa creare un livello medio più alto, ma che i picchi che ci sono stati nel nostro Rinascimento non ci possono più essere o sia molto più difficile? Oppure, vedendola in positivo, come potremmo fare a tenere alto il livello medio attraverso l'organizzazione, che è pure necessaria, e fare in modo che delle menti potenzialmente più libere, con potenziali più alti, con motivazioni più alte, con l'opportunità giusta, perché Leonardo ha trovato anche le opportunità, è nato nelle botteghe di grandi artisti, è nato nella Firenze del Rinascimento, non è nato in un territorio dove non c'era un certo livello di cultura. Non pensi questo? Come potremmo avere nuovi Leonardo? Allora, intanto noi siamo fortunatissimi perché siamo nati in Italia e voi non avete idea di che fortuna abbiamo. Il fatto che per noi, andando in giro, vediamo il Rinascimento ovunque, voi non avete neanche idea di cosa vuol dire essere nati qua. Una fortuna, il 99% noi siamo già Leonardo. Salire sulle spalle dei giganti. Io non l'avevo mai capita questa frase, poi l'ho capita molto bene. Salire sulle spalle dei giganti vuol dire, lo spiego ai giovani che sicuramente l'hanno mai sentita ma non l'hanno capita. È una frase di Renzo Piano, l'ha detta Renzo Allora, Piano. salire sulle spalle dei giganti cosa vuol dire? Che se tu nasci in Bangladesh e vai in giro per le strade e vedi la tecnologia che ti circonda, imparerai solo da quello. Noi abbiamo la fortuna di nascere nel posto dove c'è il Rinascimento ovunque, guardate dove siete voi oggi.
banalmente, dove siamo in questa sala, quante scuole, quante altre sale nel mondo hanno tutti questi dipinti intorno? Quando uscite da questo museo, non andate in giro, passate un'oretta a guardare le meraviglie che ci sono, sono salito le scale e volevo fermarmi. Allora, noi abbiamo questa opportunità incredibile e dobbiamo sfruttarla, prima cosa. Secondo, sì, purtroppo l'università, la ricerca ha bloccato, ucciso alcuni Leonardo da Vinci dal nascere. Vi dico una cosa simpaticissima, e io all'università prendevo tutti i 30 lode, ho preso un bacio accademico, anche se sapevo che esisteva, ma io ho fatto 7 anni di liceo, ho fatto il record del liceo perché ero sempre, costantemente bocciato. Perché? Perché da un punto di vista dei professori non seguivo la lezione e quindi mi volevano punire, ma dal mio punto di vista perché andavo a casa a programmare con l'Amiga. Allora, se un professore invece di bocciare o di fare delle cose negative all'università, di cacciare, di chiudere i vari Leonardo da Vinci, riconosce in quel Leonardo da Vinci che magari si occupa di biomedico o qualsiasi argomento, riconosce quell'interesse dello studente, è meglio tirarglielo fuori e far nascere quell'interesse. È un po' quello che si insegna oggi per diventare insegnanti, non è io trasmetto ma faccio nascere quello che c'è già negli studenti, perché la voglia di diventare Leonardo da Vinci c'è in tutti gli studenti del mondo, in tutti i ragazzi di 4-5 anni, sono i genitori, gli professori dopo che ti chiudono la mente. Banalmente, Leonardo da Vinci era mancino destro, sinistro, era ambidestro. Tutti quanti quando faccio questa domanda dicono ma ci vuole uno specchio, nascondeva i suoi segreti per tenere le cose nascoste, al contrario per cui ci vuole uno specchio. No, banalmente Leonardo era stato libero di pensare con la sua testa e quindi essendo mancino era libero e liberamente ha deciso che il modo migliore per un mancino è scrivere da destra verso sinistra, come fanno gli arabi. Siete voi, siamo noi che ci hanno convinto, i nostri professori, i nostri genitori da giovani che dicevano no, la mano del diavolo non la devi usare la mano destra. Voi avete disimparato a scrivere al contrario, ma ce l'avete nel vostro cervello, voi siete già predisposti, ma è qualcuno che ve l'ha bloccata questa cosa. Faccio l'esempio classico, quando dico a tutti quanti provate a scrivere come Leonardo, no è impossibile, non posso scrivere al contrario. Non è vero, perché se voi scrivete nell'aria il vostro nome, lo sto facendo adesso, lo sto scrivendo io adesso, scrivo un ghirigoro, il mio cervello, essendo simmetrico, io posso fare la stessa operazione con l'altra mano, la vedete che è identica e perfetta, quindi quando sto scrivendo il mio nome in questo momento, io lo sto scrivendo uguale dall'altra parte. Voi siete capaci di scrivere e leggere al contrario, ma qualcuno all'università, alla scuola, in casa vi ha detto tu non devi scrivere il contrario. Questo vi ha chiuso e vi ha bloccato il vostro Leonardo da Vinci in nascite. Quindi sì, è un problema serio, per non parlare poi della ricerca scientifica, del fatto che bisogna per forza citare il professore, non bisogna mai criticare il lavoro precedente. Io ho fatto un errore tremendo, ho fatto un progetto, non vi dico qual è, per tanti anni, basandomi sulle ricerche degli altri professori, sempre rispettandoli, sempre citandoli, per poi scoprire 25 anni dopo che mi avevano indotto in errore, perché non potevo pensare diversamente dal mainstream, come si dice. Ogni tanto ci vuole questo scossone, poi magari muore perché non ci si porta niente, ma ogni tanto fa nascere un Leonardo, quindi ci vorrebbe in tutte le scuole e università il comparto geni, fate quello che volete, date sfogo alla vostra creatività, ma non dico cose banali. Le società più importanti del mondo, Google, io sono andato a visitare la DreamWorks, quelli dove fanno i cartoni animati in America. Io non sono entrato in un ufficio dove c'erano i corridoi, dove ognuno aveva il suo computer, sono entrato in un parco giochi dove c'era il bar gratuito, c'era il calcetto, i puff e le persone che lavoravano col proprio computer potevano decidere di andare a giocare in palestra, di prendersi una Coca-Cola. Sembrava di essere un parco giochi, una cosa che oggi l'industriale italiano non capirebbe. Eppure quelle industrie con questo modo di invogliare alla creatività in modo leggero, senza costringere nessuno, ha fatto nascere la Pixar, ha fatto nascere Google, ha fatto nascere Facebook. Pensateci. Qualche industria anche in Italia sta cominciando ad entrare in questa forma mentis, sempre un po' in ritardo, però era una bellissima domanda, ha anticipato quella che voleva essere la domanda di chiusura e credo che tutti dobbiamo riflettere su questa parola, talenti, no? È anche abusata al giorno d'oggi, dobbiamo tirar fuori i talenti dei ragazzi, poi la scuola, l'università sono talmente sistemizzate che c'è veramente poco spazio per questo, c'è una grande riflessione da fare anche su questa capacità di guardare oltre quello che è l'ordinario, quello che è il voto
per scoprire le potenzialità che ci sono. Quindi credo che conclusione migliore non poteva esserci da parte di Mario Taddei. Ringrazio Walter Fabris e Sandra Fontana dell'Ufficio Scuola di CITEMOS. Ringrazio tutti voi che avete partecipato e credo che ci portiamo a casa delle cose molto utili, molto interessanti, e soprattutto il fatto che nella nostra normalità possiamo fare delle cose straordinarie. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti.